Dopo il grande trionfo in quelle di Misanino, amici del kart del Triveneto, bentornati all'8º campionato con il 4º appuntamento di questa stagione 2024 alla pista verde di Altivole, dove appunto ci saranno ben 7 batterie che andremo a commentare in questa domenica di metà maggio, in un mese in cui tra l'altro vediamo già dalle condizioni meteo che si gareggia sull'asciutto, e per fortuna quindi non piove, quindi vedremo delle belle staccate come già in questi highlights stiamo già vedendo. Però colui che vi parla è Luca Malaspina, ma in vostra compagnia ci sarà anche Matteo Capone. Ciao Matte! Ciao a tutti, buono spettacolo. Allora Matte, ho visto che poi hai anche commentato la gara di Misanino, e invece per questo 4º appuntamento che cosa ti aspetti? Ma mi aspetto, sicuramente abbiamo vissuto una bellissima gara a Misanino, tanti sorpassi, sono state veramente gare intense. Quest'oggi comunque anche la pista consente qualche sorpasso, ne potremo vedere sicuramente di cose interessanti. Assolutamente. Nel frattempo vediamo scorrere in grafica la griglia di partenza della prima batteria della giornata, e stiamo parlando della Bronzo 4 con Bufris in pole position che ha stabilito il tempo di 47,61. Poi abbiamo Nick 94 ad affiancarlo, poi abbiamo in seconda fila Axos con Padenis, poi in terza fila Cive e Push, in quarta fila Leo 71 e Pamarco. A chiudere la top 10 c'è Parisi con Sergio Seat 5, poi abbiamo in 11ª casella Lucy 93 e Boscarato, e poi abbiamo in 13ª posizione De Grandis con Cell 86, a chiudere poi in 15ª posizione la griglia di partenza della Bronzo 4 Cendron con il tempo di 51,18. Da notare anche ci sono state delle penalità dovute al peso non inferiore rispetto alla categoria, quindi abbiamo Parigi, Sergio Seat 5 con Cendron penalizzati di 3 decimi sul tempo di qualifica stabilito, invece Cell 86 è stato penalizzato di ben 6 decimi, quindi insomma una penalità anche abbastanza pesante che poteva che aveva buone possibilità di partire un po' più avanti, tipo in 11ª posizione, invece poi è stato costretto a partire dalla 14ª casella. Allora, i giri previsti dovrebbero essere tra i 14 e i 15 giri. Come vi dicevo prima, il Sole la fa da padrona sul circuito di pista verde di Altivole. Si tratta tra l'altro di partenze lanciate, quindi non una partenza dalla classica, dalla griglia di partenza. Sono ben 17 giri, anzi, che la Bronzo 4 dovrà percorrere appunto per determinare il vincitore della prima batteria della giornata della Bronzo 4. Adesso vedremo, ed ecco perché tra poco sbandiererà la bandiera per dare il via alla Bronzo 4 con la prima staccata che vede sempre Burris davanti, quindi non ci sono stati particolari contatti appunto alla prima curva, però vediamo già almeno un gruppo di 3 kart appaiati, quindi Matteo, potremo vedere davvero delle belle azioni, addirittura 3 kart appaiati in una curva. Sì, c'è il gruppo di mezzo che sta provando a guadagnare più posizioni possibili con i piloti, mentre già iniziano a staccarsi le prime vetture, con Bufris che prova ad allungare su Nick 94, ma comunque il ritmo è sicuramente altissimo. Poi bisogna stare anche attenti perché, come vediamo anche da questa inquadratura, l'erba può essere molto determinante, e quindi eventualmente se qualche pilota dovesse compiere degli errori può perdere davvero tantissimo tempo. Però intanto il primo passaggio è stato completato con Bufris in testa, Padenis e Pamarco che salgono in seconda e terza posizione, poi abbiamo Axos e Nick 94 che scendono rispettivamente in quarta e in quinta posizione, e poi abbiamo Sergio Seat 5 e De Grandis che hanno fatto quindi una partenza davvero molto molto forte, perché ricordiamolo che erano partiti
abbastanza dalle retrovie e addirittura li ritroviamo in ottava e in nona posizione, quindi davvero grande partenza da parte di Sergio 75 di De Grandis. E quindi Matteo, abbiamo ben in questo circuito di pista verde 750 metri con 6 curve a destra e 5 a sinistra, poi magari più tardi andremo anche a chiamare le curve con i propri nomi, perché insomma è un circuito che ha anche dei nomi molto interessanti. C'è intanto Padenis che è salito in prima posizione e sembrava avere un ritmo comunque superiore a Bufris, visto che era molto attaccato, c'è riuscito, se non sbaglio, all'ultima curva dello scorso giro, e ora vedremo se ne avrà per allungare. Eh sì, Padenis quindi è salito in testa nel corso del secondo giro di questo Gran Premio, quarto appuntamento del campionato 2024 degli Amici Kart del Triveneto, che lo ricordiamo ragazzi per chi non ha seguito appunto lo scorso weekend di Misanino, che poco dopo ci sarebbero state anche le finali nazionali appunto del kart. E gli Amici Kart del Triveneto hanno fatto un figurone, Matteo, hanno addirittura vinto proprio la categoria, la classifica assoluta, e quindi stiamo anche commentando davvero i campioni d'Italia. Sì, è sicuramente un riconoscimento molto bello per uno sport che sta crescendo col tempo, sta avendo visualizzazioni comunque importanti nel corso degli anni. In questa gara soprattutto vediamo piloti che non si vedono spesso, perché se ci ricordiamo le scorse gare, pochi di questi ci ricordiamo, ma sicuramente il fatto di essere tornati ad avere più batterie consente di avere anche logicamente più piloti da presentare. Assolutamente, tra l'altro, ecco, su questo fatto diciamo che in questa edizione appunto dell'appuntamento della pista verde abbiamo 143 iscritti nel corso di queste batterie, quindi insomma è il secondo Gran Premio con numeri di partecipanti più alti nella storia degli Amici Kart del Triveneto. Soltanto l'anno scorso nel Gran Premio di Jesolo se ne sono stati di più, ovvero 149. Quindi proprio a conferma delle tue parole, Matteo, che appunto il movimento del kart sta crescendo soprattutto nel Triveneto molto, ed è stato appunto un risultato anche un po' forse inaspettato, appunto il riconoscimento come appunto miglior squadra a livello nazionale addirittura in quel di Misano. Però tornando alla bronzo 4, vediamo sempre Padenis in testa con Bufris in seconda posizione, poi abbiamo Pamarco in terza posizione, mentre invece Cive ha scavalcato Axos per la sesta piazza, anzi per la quinta piazza, chiedo scusa. Però vediamo, Matteo, un gruppo abbastanza sfilacciato, nel senso che non ci sono dei distacchi abbastanza importanti. Addirittura vedo Pangi in sedicesima posizione, che purtroppo ha dovuto, in questo momento è proprio ultimo e non sta tenendo le code del gruppo. Sì, vediamo purtroppo per noi che guardiamo, quindi anche gli amici a casa, vediamo poche lotte per le posizioni. Fa strano in una pista, comunque è vero che è abbastanza lunga, perché 17 giri non sono neanche pochi in una pista del genere, però è logico che, a parte questo trio che sta lottando in mezzo alla graduatoria, però devo dire che i primi hanno un rendimento troppo elevato per quelli che seguono. Assolutamente, infatti come potete vedere anche da questa inquadratura, i primi tre hanno un distacco tra di loro abbastanza importante, mentre invece c'è battaglia per la 10ª posizione e anche forse per la 12ª, con i vari piloti che stanno cercando di tentare anche un attacco, dove appunto in questo circuito di attacchi, Matteo, se ne possono fare in curva 1, poi anche in curva 5, poi anche nella penultima curva e anche nella terzultima curva, quindi insomma punti di sorpasso, Matteo, in questo circuito della pista verde di Altivole ce ne sono. Come dicevo prima, è una pista comunque abbastanza larga, forse una delle più larghe di quelle viste finora,
e quindi punti di sorpasso ce ne sono anche in curva. Devo dire che noi ovviamente abbiamo le aspettative alte perché, come detto in precedenza, arriviamo da gare spettacolari a Misanino. Qui logicamente lo spettacolo in questa bronzo 4 sta venendo un po' a mancare, ma a volte c'è anche la bravura dei piloti a fare da esposizione al circuito. Assolutamente. Intanto vedo un Pamarco abbastanza più in palla rispetto a Bufris, perché si sta avvicinando appunto al pilota davanti, Pamarco, e quindi potremo vedere magari a breve una lotta per la seconda posizione, mentre invece Padenis sembra abbastanza in controllo dalla sua leadership della bronzo 4. Adesso si sta per completare il giro numero 9 di questa prima batteria della giornata. Ho debuttato dicendo che il cielo è abbastanza soleggiato. Vedo da questa inquadratura delle nuvole abbastanza minacciose. Mi auguro che insomma il tempo rimanga tale, appunto di bel tempo, e che improvvisamente non scenda la pioggia e quindi a rendere ancora più complicate le cose per i kartisti di oggi, che appunto affronteranno questo quarto appuntamento dell'8º campionato degli Amici Kart del Triveneto. Appunto siamo nel giro di boa, quindi siamo entrati ufficialmente nella seconda parte di gara con Padenis appunto al comando, però vedo appunto qui nell'inquadratura una bella battaglia per la settima e ottava posizione, dove sono coinvolti almeno 3-4 piloti, mentre invece i primi tre sono abbastanza distanziati, anche se ripeto Pamarco, Matteo, pian piano si sta avvicinando a Bufris, quindi attenzione, potremo vedere un finale di gara per la seconda posizione molto interessante. È sembrato fin da subito che Bufris avesse qualche difficoltà nella confidenza col circuito. Padenis sta gestendo in maniera direi quasi perfetta la prima posizione, però attenzione, perché 7 giri in questa pista, come dicevo prima, sono lunghi, sono intensi. Poi è logico che, tornando al discorso meteorologico, la pioggia non la vorrebbe vedere nessuno, ma devo dire che secondo me, se continuava a battere così tanto il sole, neanche i piloti erano così tanto contenti. Magari un po' di ombra fa respirare coloro che sono in pista, mentre qui c'è una bella lotta per il quinto posto. Sì, Matteo, giusto che l'hai notato, perché Nick94 e Cive lottano per la quarta e quinta posizione, mentre invece vedo un De Grandis e anche Sergio Seat 5 che erano partiti a sprombattuto, però soprattutto De Grandis che è sceso in 13ª piazza, quindi sta un po' vanificando quello che aveva costruito nelle primissime fasi di gara, e peccato, perché appunto era partito alla grande e poi invece adesso lo troviamo addirittura fuori dalla top 10. De Grandis ha perso un po' di ritmo in certi punti della pista, ma sta facendo una buona gara. Devo dire anche che dietro mi sembra che i piloti fanno fatica a trovare il ritmo giusto, mentre Cive ce l'ha fatta alla fine su Nick94. Sì, ha passato appunto Nick94, quindi Cive sale in quarta posizione, però credo che Massimo può veramente fare il quarto posto, Cive, perché i primi tre sono davvero molto lontani, anche considerando che Bufris adesso ha preso un po' di distanza da Pamarco, quindi insomma ha sfruttato una fase di gara abbastanza sfavorevole Bufris, e adesso invece si trova abbastanza tranquillo nei confronti di Pamarco, e che quindi i piloti ora concludono il 13° giro con Padenis in prima posizione, Bufris in seconda, Pamarco in terza. Poi abbiamo Cive che già ha staccato di parecchio Nick94 in quinta posizione, e poi vediamo Axos che transita in sesta piazza. Poi abbiamo Parisi 686 e Sergio 75 in lotta per la settima piazza. Parisi che ha sorpassato 686, che era anche uno di quelli che era, tra l'altro, è stato penalizzato, quindi che era addirittura partito 14° e si trova addirittura ottavo, quindi insomma un buon gran premio fino a questo momento per 686, Matteo.
Sì, infatti lo stavo notando anche prima quando aveva superato Parisi, che si trovava lui in settima posizione. Comunque ha fatto in realtà una grandissima partenza, superando diverse vetture, e poi si è trovato a un certo punto decimo. Col passare dei giri ha conteso diverse posizioni fino a trovarsi in settima piazza. Vedremo se questa lotta comunque consentirà di arrivare ad Axos, oppure se invece rallenterà come prevedibile i corridori dietro. Attenzione che poi adesso Padenis può addirittura doppiare Pangi e insomma è un po' particolare questa situazione, perché in un circuito che comunque si effettua in 47 secondi circa, addirittura fare un doppiaggio vuol dire proprio che i primi tre stanno facendo un altro mestiere, con Padenis, Bufris e Pamarco che transitano sul traguardo e completano il doppiaggio nei confronti di Pangi. E quindi, però, ripeto, sono molto sorpreso dal ritmo gara che stanno conducendo i primi tre, perché appunto c'è stato addirittura il doppiaggio nei confronti di Pangi. Quindi questo per farvi capire che davvero il passo gara che stanno imprimendo i primi tre nei confronti di tutto il resto della griglia è abbastanza importante, perché comunque ricordiamo che la pole position Buffis l'ha firmata in 47.61. Per esempio Cendron, che è partito 15esimo, ha girato almeno, ora non voglio esagerare, ma almeno 3 secondi peggio rispetto a Bufris in qualifica. Quindi stiamo parlando di distacchi su una pista di 750 metri davvero pesante. Però Matteo, siamo nel corso dell'ultimo giro con Pamarco che si è un pochino ravvicinato, però ancora un po' troppo distante per poter tentare l'attacco nei confronti di Bufris per la seconda posizione. E quindi adesso vediamo le ultime curve. Siamo in zona finale dove si sta effettuando il penultimo rettilineo prima di affrontare la curva 9 e la curva 10-11, la chicane finale che porterà Padenis alla vittoria della prima categoria di giornata. Alza il braccio sinistro per festeggiare la vittoria della Bronzo 4. Padenis vince il Gran Premio su, Bufris in seconda posizione, Pamarco in terza, adesso arriva Cive in quarta piazza, poi abbiamo Nick 94 in quinta posizione e poi via via tutti gli altri, con Cell 86 che transita in sesta posizione ed è stato davvero un ottimo GP per Cell 86. Poi abbiamo Axus Parisi, Sergio 75 che ha recuperato nel finale ed è arrivato nono, e poi Leo 71 a completare la top 10. Però attenzione, perché potrebbero esserci dei cambiamenti di classifica. Matteo, te lo posso già anticipare, perché potremmo vedere qualcosa. Infatti ci sono delle penalità, non sappiamo per quale motivo, devo essere molto sincero, però Parisi è stato penalizzato di 3 secondi e quindi è sceso in settima posizione, 0,86 in ottava, mentre invece Sergio Seat dalla nonna è sceso in 11esima piazza. Poi Pangi, che era doppiato, clamorosamente si trova 13esimo. Quindi attenzione, quindi un cambiamenti repentini della classifica, non, ripeto, per i primi tre, però attenzione, ci sono state delle penalità, ripeto, non sappiamo il motivo. Però intanto Bufris, anche se ha perso la corsa e non è finito in prima posizione, comunque ha stabilito il giro più veloce e comunque si porta a casa il punto addizionale, oltre per la pole position, un ulteriore punto per il giro più veloce della batteria della Bronzo 4. Matteo, insomma, sì, non è è cambiato clamoroso niente. come De Grandis sia arrivato tipo 14esimo, se non sbaglio, in gara, e si trova sesto alla fine. Esatto, è vero, hai ragione Matteo. Quindi insomma, un po' di cambiamenti nella Bronzo 4, non sappiamo il motivo, però intanto abbiamo appunto questa classifica finale della Bronzo 4. Tra poco andremo a commentare la Bronzo 3. Vi brinco tutti quanti nella foto.
E allora andiamo a commentare la bronzo 3, scorrendo la griglia di partita con Zan in pole position in 47,665, da affiancarlo ci sarà Grega, poi Nico72 e Elpok in seconda fila, Piolo e G17 in terza fila, Mach 1 e Padovan in quarta fila, poi abbiamo Lucifero con Mario09 in quinta fila, mentre invece Ale 5 e Greg S in sesta fila, poi abbiamo Borin e Marian 32 in tredicesima e quattordicesima piazza, poi abbiamo Gianluca e PES 2 in quindicesima e sedicesima casella, poi Psycho 14 a chiudere la griglia di partenza, anche qui per il peso inferiore rispetto alla batteria della bronzo 3 sono state inflitte delle penalità che vanno dal 10,5 fino addirittura a 6 decimi, quindi insomma è stata un po' ridisegnata la griglia di partenza anche in base a queste penalità per peso, non conforme alla batteria della bronzo 3, e quindi insomma adesso ci andiamo per apprestare alla partenza di questa bronzo 3, dove ci auguriamo ci siano un po' di sorpassi rispetto alla bronzo 4, che sono un po' mancati appunto i sorpassi. E quindi ci siamo, ragazzi, stiamo per partire con la bronzo 3, ancora una volta ci sarà la partenza lanciata per appunto delineare poi chi arriverà per primo dopo curva 1. Attenzione, c'è stata una falsa partenza secondo me nettamente di Grega, che è stato nettamente, che è partito nettamente prima rispetto a Zan, a mio modo di parere. Infatti in curva 1 è transitato in prima posizione, però se, a mio modesto parere Grega, non so se anche tu Matteo sei d'accordo, ma è partito nettamente prima, quindi adesso non sappiamo poi se la direzione gara deciderà se far ridere la posizione a Zan per la prima posizione, però almeno secondo me Grega è partito prima. Sì, probabilmente è partito prima, anche perché gli altri stavano partendo, stavano prendendo velocità, lui era già in ottima posizione col kart, quindi probabilmente sì, è partito prima, ha preso anche un buon vantaggio grazie a questo trucchetto, chiamiamolo così. Esatto, quindi però al momento non abbiamo, insomma, attenzione, tanto abbiamo la prima on board della giornata con Greg S, che è passato in 10ª posizione nei confronti di Mario09 all'interno di curva 4. Adesso i piloti stanno affrontando la zona di curva 5 e 6 che si chiama curva della quadra, per poi adesso affrontare il ferro di cavallo tra la 7 e la 8, per poi iniziamo un po' a dare i nomi alle curve di questo circuito, sfruttando ancora l'onboard di Greg S, che in questo momento quindi si trova in 10ª posizione perché ha passato appunto nella zona della quadra il Mario09. Adesso vediamo che la classifica si aggiorna, infatti Greg S passa in 10ª e Mario09 in 11ª posizione, però intanto Greg A sta prendendo il largo, Matteo. Sì, sembra avere un buon ritmo, sembra che Zan faccia un po' più fatica a stare lì dietro, anzi si deve guardare più alle spalle da match 1 perché non c'è troppo distacco. Sì, infatti Zan sta andando proprio via via, si sta proprio involando. Attenzione, intanto vediamo un kart che è andato leggermente largo, anzi forse con me c'è stato anche un contatto, non abbiamo visto effettivamente, eravamo troppo concentrati su commentare i piloti davanti, ma forse c'è stato un contatto nella seconda parte della griglia e quindi due piloti sono andati fuori pista e poi sono rientrati, e adesso vediamo un po' chi sono quelli che appunto hanno tratto le peggiori conseguenze. Dovrebbero essere Elpok con Padovan, se non erro, e quindi che scendono in 12ª e 13ª posizione. E intanto Greg S continua a guadagnare posizioni, adesso è in 6ª posizione, mentre invece Piolo è sceso in 7ª piazza. Sì, bella lotta dopo la 5ª posizione, cioè quantomeno per il quinto posto. I piloti
sembrano voler dare battaglie sicuramente più di prima, sembra essere il livello un po' più simile tra di loro, mentre sembra che per il primo posto non ci sia duello. No, infatti Greg A completa ancora un altro giro e guadagna altri decimi nei confronti di Zan. Ancora sfruttiamo l'onboard di Greg S per ammirare il circuito di pista verde. E adesso siamo nella zona tra curva 4 e curva 5, dove in precedenza abbiamo visto il sorpasso bello da parte di Greg S nei confronti di Mario 09. In questo momento Greg S si trova in sesta posizione, può forse attaccare alla quinta posizione di Nico 72, che ha perso intanto la quarta nei confronti di G17. Però come dicevi tu Matteo, il ritmo in questo momento, non parlando di Greg A che in questo momento sta facendo tutt'altro ritmo appunto nei confronti di tutto il resto della griglia, però sembrerebbe che il resto sia abbastanza delineato, abbastanza equivalente. Nel frattempo vediamo una grande battaglia per il secondo posto tra Zan e Mach 1. Adesso vediamo che se cambierà appunto la seconda e la terza posizione. Nel frattempo appunto Greg S potrebbe sfruttare questa bella battaglia per riavvicinarsi con Nico 72 in quinta posizione, oppure addirittura puntando alla quarta di G17. Sì, c'è da valutare diversi fattori, perché guardate quanto distacco c'è Greg A dal secondo posto, ma anche in realtà Zan sembra avere un ottimo vantaggio, mentre il match 1 e G17 si stanno contendendo il posto, diciamo, di bronzo del podio. Il terzo gradino d'onore, Matteo, quindi vediamo adesso se vediamo se c'è la staccata poderosa. No, non c'è ancora la staccata poderosa di curva 5 nella zona della quadra di G17 nei confronti di Mach 1. Tra l'altro, giusto per dirvi una piccola pillola statistica, diciamo che la pista verde di Altivole dal 2017 ospita appunto gli amici kart del Triveneto. Alla prima edizione, come quella di quest'anno, quindi questa è proprio una pillola statistica, e in quell'anno era il quarto appuntamento, quindi esattamente come quest'anno. Quindi insomma, piccole coincidenze. Nel frattempo G17 sorpassa Mach 1 e quindi conquista al momento il piazzamento sul gradino più basso del podio. Però Matteo, siamo ancora a metà gara, anzi stiamo per scavalcare la metà gara, perché siamo al corso dell'8º giro dei 14 previsti. 3 giri in meno la bronzo 3 deve effettuare rispetto alla bronzo 4. Sì, forse anche il fatto di avere meno giri dà più pressione ai piloti nel dover recuperare. C'è anche la possibilità di vedere gare più spettacolari con meno giri, mentre qui Grex sta facendo una gara incredibile, perché si trova addirittura al quinto posto. Praticamente ogni giro ne sta superando almeno uno. Se non sbaglio è partito nelle ultime posizioni. Sì, è partito di preciso 12°. Quindi devo dire che la gara fino a questo momento è stratosferica. Devo dire che anche la fortuna di scegliere l'onboard perfetto hanno scelto, quindi devo dire che quindi tu stai dicendo che si erano messi d'accordo montare l'onboard per fare più spettacolo, per sorpassi? Stai dicendo questo? Sì, probabilmente quella lì è anche la fortuna e la bravura di chi sceglie queste cose qui. Poi è logico che non credo ovviamente che in queste cose c'entri, diciamo, la corruzione nel giusto modo di intenderla, nel senso buono del termine. Però sicuramente diciamo che Grex finora è il miglior pilota della gara. Sì, possiamo considerarlo come MVP della gara, a parte Greg A che ha fatto, a questo punto i commissari adesso staranno rivalutando la situazione, ma a questo punto la partita sembrerebbe regolare
io ripeto, ho qualche perplessità, devo essere sincero, però vediamo a fine gara se poi la classifica finale cambierà o meno. Nel frattempo Gregà appunto comanda questa bronzo 3 con quasi 10 secondi di vantaggio nei confronti di Zan. Poi abbiamo G17 in terza, Mach 1 in quarta, poi abbiamo Greg S che adesso vediamo se sarà capace di addirittura attaccare Mach 1 per la quarta posizione, quindi per la medaglia di legno, come si suol dire in questi casi. Nel frattempo Gregà ha concluso l'11° passaggio con addirittura la possibilità di doppiare 3 piloti che insomma non è che possono tanto perdere tempo, perché si stanno dando la battaglia tra di loro. Adesso vediamo se Gregà può essere insomma un fattore. Appunto, stanno effettuando Gregà sta effettuando i doppiaggi degli ultimi 3 piloti e vediamo appunto un attacco per la penultima posizione di Zicco 14 nei confronti di Gianluca, anzi Gianluca in questo momento si trova 12°, chiedo scusa, di PES2, chiedo scusa, mi sono un po' confuso con i vari nomi, e di conseguenza Gregà se ne sta andando e quindi lascia gli ultimi 3 a battagliare tra di loro. Nel frattempo mancano solo 2 giri alla conclusione di questa batteria della bronzo 3. Matteo, in questo momento insomma Gregà sta davvero facendo un altro mestiere, Zan e G17 stanno provando a guadagnare qualcosa, ma in ogni giro hanno sempre perso decimi su decimi. Sì, ha un terzo di pista di vantaggio praticamente Gregà, se non qualcosina in più addirittura su Zan. Penso che alla fine le prime 3 posizioni possano rimanere così, per il semplice motivo che Match 1 non sembra avere il ritmo di G17, scusate, e Greg in realtà se aveva qualche altro giro a disposizione, Greg S non so se sarebbe finito quinto o se addirittura poteva puntare a qualcosa di più, tipo il quarto posto, perché come vediamo da qui Match 1 è lì davanti. Sì, però è un po' troppo distante, purtroppo è troppo distante Gregas, a meno che Mach 1 compia un errore davvero clamoroso, però non credo in questo momento che Gregas possa avvicinarsi così tanto a Mach 1 per il quarto posto, che comunque, ripeto, MVP del Gran Premio per la categoria bronzo 3, personalmente lo darei a Gregas. Mentre invece Gregà transita sul traguardo per tagliare sotto la bandiera a scacchi e festeggiare la vittoria della categoria bronzo 3 con, adesso dobbiamo aspettare parecchio per vedere transitare Zan e G17. Ecco, transita Zan in questo momento in seconda posizione con G17 a completare il podio, poi Mach 1 in quarta posizione, Greg S in quinta, Lucifero sesto, Ale 5 in settima posizione, Nico 72 in ottava, e poi Mario 09 che chiude la top 10 in decima posizione, e poi via via tutti gli altri piloti per completare questa gara della categoria bronzo 3. Adesso vediamo se la classifica verrà effettivamente confermata, quella che abbiamo letto in grafica, oppure verrà ulteriormente modificata per le varie penalità di peso. Vediamo un po'. Allora, i primi 3 posti sembrano confermati con Gregà, Zan e G17 in prima, seconda e terza posizione. Anzi, in realtà G17 subisce una penalità di 1,5 secondi, ma non c'era nessun problema, ma fioccano davvero le penalità con Greg S che appunto finisce quinto, Lucifero penalizzato di 1,5 secondi, così come Nico 72 e Marian 32, mentre invece penalizzati di 6 secondi Ale 5, Piolo e Mario 09 che finisce quindi in 11ª posizione, quindi fuori dalla top 10, mentre invece Padovan penalizzato di 4,5 secondi, penalizzato invece di 3 secondi Psico 14, fioccano penalità a dismisura a causa del peso, e quindi insomma pesare poco in queste gare, Matteo, non deve essere molto positivo, anche se non si dovrebbe dire questa cosa.
No, probabilmente no, ma tre quarti dei piloti sono stati penalizzati. Praticamente noi abbiamo visto una classifica alla fine, ne abbiamo vista un'altra all'inizio. Quindi alla fine della gara abbiamo vista una, alla fine delle penalità un'altra, quindi devo dire che è stata rivoluzionata un po' dal sesto posto in giù. Esatto, però adesso chiudiamo la saracinesca sulla bronzo 3 e a breve ci concentreremo sulla bronzo 2. Tanto. E quindi adesso andiamo a commentare la bronzo 2, la terza batteria di giornata con Luz, che nonostante la penalità di 1,5 secondi stabilisce la pole position in 47.015. Senza penalità era addirittura sceso sotto il muro dei 47 secondi. Poi abbiamo Giulia Mariano 89 in seconda e terza posizione. Poi abbiamo Kiki e Giulia in quarta e quinta posizione. Poi abbiamo Lupastro, Ludo FRZ, Joe Mama, ADM95 e Cresta che completano la top 10. Poi abbiamo MC10 e Diego 66 in sesta fila e chiudono Leo Perry e Paolino 90 in 13ª e 14ª casella. E attenzione, perché sta per partire, anche in questo caso lanciato, e si parte dentro la bandiera di inizio gara con Luz che mantiene la prima posizione dopo curva 1 e 2 tra l'altro, che è chiamata la variante Senna, e quindi insomma già qua possiamo ricordare il mitico Ayrton 30 anni dopo la sua scomparsa il 1 maggio con il suo incidente sul circuito di Imola. Però tornando invece alla batteria della bronzo 2, Luz mantiene quindi la testa della corsa con Matthews in seconda posizione, Giulia in terza, Bareno 89 in quarta posizione. Adesso vediamo un po', perché la battaglia per la quarta piazza si sta molto infiammando. Intanto abbiamo visto poc'anzi un'escursione pista, però anche la battaglia per il primo posto è molto interessante, con Luz che concede all'esterno Matthews in curva 1, che è chiamata curva della Croce Rossa, ma non riesce a passare Matthews nei confronti di Luz, anche se adesso prende la scia, prende l'interno della curva. Vediamo se Luz fa la staccata poderosa per mantenere, così Luz mantiene la prima posizione con una bella staccata in curva 5 nella zona della quadra, e quindi Luz mantiene la leadership del Gran Premio della pista verde. Sì, partenza subito molto interessante con questa battaglia per il primo posto, e paradossalmente stanno comunque allungando sulla terza posizione, perché in teoria ti rallentano i sorpassi, ma in questo caso vedo che quasi sta sfruttando la scia Matthews. Esatto, però attenzione a questo tornantino di curva 3, perché avevo visto un tentato attacco di Matthews nei confronti di Luz. Vediamo se appunto Matthews cercherà l'attacco nei confronti di Luz per la prima posizione. Però intanto ecco, finalmente vediamo una bella battaglia per dei posti importanti, con possibili sorpassi e controsorpassi che lo abbiamo ripetuto fin dall'inizio della prima gara. Può offrire davvero tanti spunti di sorpasso questa pista. E attenzione, vediamo ancora che entra sul traguardo, dove non cambia niente nei primi 5 posti, anzi fino all'8° posto tutto è invariato, mentre invece per il nono Diego 66 ha passato a DM95 appunto per la nona posizione. Però attenzione, perché prima o poi Matthews tenterà un attacco nei confronti di Luz, che quindi dovrebbe essere molto calmo e paziente per non cadere in trappola nei confronti di Matthews. Invece tenta il sorpasso in curva 7 all'inizio del ferro di cavallo, e quindi Matthews conduce il Gran Premio della batteria bronzo 2 con una bella mossa, perché sembrava quasi fosse andato all'esterno per attaccare, poi ha fatto una finta ed è andato di nuovo all'interno, e così ha tradito Luz e ha passato appunto il pilota
E così adesso è lui a condurre le danze in questo Gran Premio, quarto appuntamento stagionale dell'8º campionato degli amici kart del Triveneto per la categoria Bronze 2. Ha fatto un bel sorpasso Matthews perché non era facile, ha sfruttato l'imperfezione di Luz ed è riuscito a portarsi al primo posto. Ora vedremo se ne avrà per allungare. Sì, esattamente Matteo, perché vedo che guadagna qualche decimo di secondo, attenzione, quindi vediamo perché Matthews potrebbe guadagnare qualcosa, e visto che aveva già avuto una penalità Matthews dovuta al peso, deve un po' ampliare il gap per non perdere appunto il primo posto, perché adesso dobbiamo anche tenere questo fattore che i vari piloti devono aprire un gap necessario per non perdere la propria posizione, data la penalità possibile che avremo alla fine della classifica per il peso, per il sottopeso tra virgolette rispetto alla categoria. La cosa bella è che ogni gara sicuramente riserva emozioni diverse, ma soprattutto regala giri diversi, perché qui siamo a 15 giri, dopo che la precedente era stata 14 e quella prima ancora 17, quindi comunque non c'è mai un filo unico a livello numerico di giri, quindi questo dà anche un senso diverso alle gare, mentre Matthews e Luz hanno allungato e non di poco sul terzo. E attenzione perché ha avuto un'indecisione Giuli in questo tornantino di curva 3, quindi vediamo se poi ha perso effettivamente la terza posizione nei confronti di Mariano 89 e anche la quinta di Kiki, perché comunque la battaglia per la terza posizione è molto folta e si stanno per raggiungere anche altri 3 piloti. Sto parlando di Lupastro, Ludo FRZ e Joe Mama, e quindi attenzione perché può davvero nascere una bella lotta, e la vedo là in fondo, Matteo, una bella lotta per la terza piazza. Intanto Matthews continua a guadagnare qualcosina nei confronti di Luz al termine del settimo passaggio, mentre invece Mariano 89 appunto ha passato Giuli, e quindi per Giuli è stato un po' fatale quella indecisione in curva 3 sul tornantino, e quindi Mariano 89 è passato all'interno e così ha conquistato al momento la piazza d'onore in terza posizione, mentre invece ora Giuli deve comunque cercare di recuperare e tentare di ridurre il gap nei confronti di Mariano 89 e tentare eventualmente un controsorpasso per riconquistare appunto il terzo posto. Però al momento, da questa inquadratura larga, vediamo che Giuli si deve più che altro difendere da Kiki, Matteo. Sì, si deve difendere perché sta avendo qualche problema probabilmente di grip nel bel mezzo della pista, dove ha fatto anche l'errore poco fa. Devo dire che dietro stanno spingendo, perché la voglia di provare ad arrivare più in alto possibile c'è, mentre Matthews veramente ha allungato tantissimo già su Luz in poco tempo, e quindi penso che le prime due posizioni non siano in dubbio, a meno che non ci sia un imprevisto. E quindi attenzione perché Matthews sta allungando ancora, e quindi lui sta perdendo, sembra un gioco di parole ma è la verità, sta perdendo un po' di decimi al giro nei confronti di Matthews, mentre invece vediamo anche delle lotte nelle retrovie. Vediamo se con questa inquadratura larga potremo vedere un po' la situazione per la terza, la quarta, la quinta piazza. Vediamo, perché possiamo eventualmente vedere il distacco. Giuli si deve ancora guardare da Kiki, mentre invece Mariano 89 può comunque stare abbastanza tranquillo nella sua piazza d'onore in terza posizione, perché comunque ha guadagnato anche lui qualche decimo nei confronti di Giuli. Vediamo intanto un altro passaggio sul traguardo di Matthews in prima posizione, Luz in seconda posizione. Invece ci impiegheremo un po' per vedere il transito sul traguardo di Mariano 89 terzo. Giuli invece deve difendersi dall'attacco di Kiki, che forse poteva attaccarla in
curva 1, vediamo se poi effettivamente sarà così oppure no. Da questa inquadratura purtroppo non possiamo capire se è stata Giulia attaccata, sembrerebbe di no, però intanto Giulia e Kiki sono andati via nei confronti del resto del gruppo che poteva impensierire la quarta e quinta posizione, quindi hanno preso qualche decimo di vantaggio nei confronti degli altri. Nel frattempo Matteo sta guadagnando ancora del tempo. Sì, sta solo conducendo in maniera perfetta la gara, sta solo portando alla vittoria il suo kart in maniera impeccabile. Tra l'altro anche Luz si è portato al sicuro, anche se poi come si dice il secondo posto è il primo posto dei perdenti, però comunque sta portando una buona seconda posizione, anche se alla fine c'è rammarico quando parti in pole position e arrivi secondo. Vale proprio per il discorso della batteria precedente, che si parte in pole e poi purtroppo si viene bruciati non immediatamente in curva 1 dopo la partenza, però comunque nelle primissime fasi di gara Matthews si vedeva che forse aveva qualcosa in più di ritmo nei confronti di Luz e aveva fatto questo, ha effettuato poi il sorpasso nella sezione curve che abbiamo visto poc'anzi inquadrata, quindi buon appunto sorpasso di Matthews, che come possiamo vedere anche da questa inquadratura è nell'ordine dei 3 secondi ormai di vantaggio nei confronti di Luz, mentre invece Mariano 89 sta consolidando ancora di più la sua terza posizione, mentre invece Giulia si deve guardare davvero da Kiki per difendere la sua quarta piazza, mentre invece Joma, Malupasto, Diego 66 e Ludo FRZ stanno battagliando per la sesta e la nona, dalla sesta alla nona posizione, perché poi gli altri sono obiettivamente troppo distanti per battagliare per una entrata in zona top 10. Mentre invece Matteo siamo ormai nelle fasi finali di gara, dove i distacchi sembrano abbastanza abissali tra i primi due, ma anche tra appunto Mariano 89 e non più Giulia, perché Giulia è stata passata da Kiki e l'avevo detto Matteo che Giulia doveva stare attenta a Kiki, perché adesso vediamo un po' se sarà la replica da parte di Giulia oppure no, però vediamo già Kiki addirittura che ha guadagnato tanto tempo nei confronti di Mariano 89, quindi non so se il discorso terzo posto per Kiki e Mariano 89 possa essere già chiuso, non lo so. C'è da vedere, perché Giuri non ha fatto una grande gara, sarà difficile per lui recuperare all'ultimo giro. Vedremo se avrà le forze ancora per tentare un sorpasso su Kiki. Intanto siamo ormai nel corso dell'ultimo giro, con gli ultimi metri che sta percorrendo. Adesso siamo nella zona siamo nella zona del ferro di cavallo, poi adesso Matthew sta per andare verso la curva del boschetto per affrontare poi l'ultima chicane, il curvone rialto, la curva 10 a destra e la curva 11 a sinistra, per transitare sul traguardo vincendo la batteria bronzo 2 con in seconda posizione Luz. Tanto la bandera scade in pista e rischia di fare danni, però per fortuna poi non passano poi così tanti kart nel giro di pochi decimi di secondo. Ma l'89 finisce in terza piazza, Kiki in quarta, Giulia in quinta, Jomama in sesta e poi via via tutti gli altri fino a finire la top 10. Se non mi ricordo male Cresta doveva transitare, sì esatto, Cresta doveva transitare appunto in 10ª posizione per completare la top 10. Matteo, questa è la classifica al momento del traguardo. 10-1, che secondo te cambierà qualcosa per il planetario di peso? Ma viste le batterie precedenti è molto probabile, ma Matthews ha fatto una gara impeccabile, è stato penalizzato logicamente perché era prevedibile che qualcuno ci fosse. E allora però d'altro canto è stato fortunato perché è stato penalizzato anche Luz, e magari può essere anche quel secondo e mezzo decisivo che lo fanno comunque arrivare primo, e
poi è penalizzato anche Joe Mama 3 secondi, 1 secondo e mezzo Diego 66, 6 secondi Kiki. Che quindi scende dal quarto posto al nono, Quindi proprio mano pesante. Ricordiamo che sono penalità di peso, ragazzi. Ricordiamo che sono penalità di peso che vengono applicate sia in qualifica e che quindi in gara. Quindi purtroppo Kiki dalla quarta posizione purtroppo è quello più penalizzato e scende, ahimè, in nona posizione. A breve però andiamo a commentare l'ultima categoria di prodotto della giornata, la bronzo 1. Meriglio risponde, porca troia. E quindi scorre in video la griglia di partenza della bronzo 1 con scatto in pole position in 47,620. Da affiancarlo poi ci sarà Jerry 95, poi abbiamo GT Zanda e Rib in seconda fila, poi abbiamo in terza fila Massi Vettel in 5 e poi Miro in terza fila, Franzo e Cesluk in quarta fila, Ali Cudi e Luca in quinta fila a chiudere quindi la top 10. Poi abbiamo Ale 2000 e Finelli in sesta fila, poi abbiamo Krishan e Ruocco in 13ª e 14ª casella, poi abbiamo Kazaz e Starkey in 15ª e 16ª casella a chiudere la griglia di partenza. Per fortuna le condizioni del tempo sembrano essere ancora una volta asciutte e gli nuvoloni, vediamo da questa inquadratura ferma, si sono allontanate e quindi adesso fra poco partirà appunto la gara della bronzo 1. E quindi adesso a breve i piloti andranno in griglia di partenza per la loro solita partenza lanciata. Appunto poi tra brevissimo si parte, attenzione, sono tutti lenti in attesa della green flag e via, si parte per questa bronzo 1 con in testa, vediamo chi passa in curva 1 perché potrebbero esserci un bel imbuto. Scatto dovrebbe aver passato la curva 1 in prima posizione. Adesso vediamo poi gli altri piloti come transiteranno sul traguardo. Abbiamo anche un on board in questa categoria ed è quella di Finelli, che è partito dalla 12ª piazza e quindi vediamo se appunto Finelli avrà la stessa fortuna di Greg S per la bronzo 3 con inquadratura per recuperare qualche posizione o meno. Staremo a vedere appunto in questa batteria della bronzo 1 che vedrà la sua opera ben 14 giri da compiere, non come i 17 che addirittura abbiamo visto nella categoria della bronzo 4. Infatti Scatto mantiene quindi la sua prima posizione con giro 95 secondi, GT Zanda in terza, Massi Vettel 5 in... Attenzione, c'è stato poi un piccolo errore di Ale 2000 e quindi ha perso qualche posizione, anzi probabilmente avrà perso tante posizioni. Infatti Finelli passa anche Krishan e anche Cesluk e quindi insomma Matteo, si conferma ancora la fortuna di avere l'onboard incorporato. Sì, succedono sempre cose abbastanza interessanti. Le posizioni sono state un po' rivisitate rispetto all'inizio, ci sono stati diversi sorpassi, subito una grande bagarre lì in mezzo. Chi ne ha approfittato è logicamente Scatto, che sta già allungando sui inseguitori. Intanto Luca sale in terza posizione, GT Zanda invece scende in quarta piazza, così come Miro scende in sesta e Franzo in quinta posizione, mentre invece Scatto sembrerebbe essere scattato, perdonatemi questo gioco di parole, sempre in prima posizione, ma sta cercando comunque di distanziare tutti gli altri piloti. E mi sembra di aver visto comunque, Matteo, dalla griglia di partenza, che i piloti in penalità dal peso non regolamentare, quindi le penalità di peso sono addirittura 4, dovrebbero essere, quindi potremmo non vedere questi grossi diciamo grossi cambiamenti della classifica da quello che vediamo appunto in grafica alla fine del Gran Premio rispetto a quello che poi vedremo nella consueta grafica finale che riassume poi la classifica effettiva del Gran Premio. Sì, vedremo ora
come si comporteranno i piloti, perché logicamente partire sapendo di avere già una penalità può incidere sull'aspetto psicologico del pilota, che è costretto a dover recuperare. Ora davanti la situazione si fa interessante, perché oltre a Scatto che sta facendo un altro tipo di gara, Luca e Jerry 95 stanno lottando per il secondo posto. Vedremo fino a che punto ne avranno per stuzzicarsi a vicenda. Esatto, perché appunto Luca e Franzò mi sembravano abbastanza vicini, mentre invece, come dicevi tu Matteo, Scatto ha guadagnato davvero tanto tempo nei confronti di Luca e di Jerry 95, come possiamo vederlo nell'inquadratura appunto di Finelli, che è passato addirittura in 8ª posizione. Ragazzi, Finelli era partito 12esimo e adesso è oltre la top 10 e adesso sta per attaccare anche la 7ª piazza. Vediamo se tenta il sorpasso. No, è troppo distante da Massi Vettel 5, appunto Finelli. Vediamo se appunto tenta il sorpasso in curva 1. Molto bravo Massi Vettel. E invece no, nella controcurva, nella curva 3, nel tornantino, molto bravo Finelli a interpretare bene il tracciato della pista verde di Altivole e poi appunto effettuare il sorpasso e conquistare così la 7ª posizione. Quindi un'altra posizione recuperata da parte di Finelli, e vediamo se sarà capace di imporre un ritmo importante per addirittura cercare di battagliare addirittura per la 6ª posizione. Vedremo ora che ruolo giocheranno i seguitori a Scatto, perché vabbè, ora anche Luca sembra aver preso margine per star tranquillo, mentre Franzò sta continuando la sua rimonta, perché sta superando ogni giro un pilota. Stavolta è la vittima Jerry 95. E anche Franzò sta facendo una gara meravigliosa, perché comunque è partito 7º, ora è terzo, quindi insomma fra Finelli e Franzò voglio dire, stanno facendo davvero degli un ottimo Gran Premio entrambi i piloti, quindi bisogna tenerli davvero sott'occhio questi due piloti, perché magari possono imprimere un ritmo ancora più importante e magari possono anche battagliare per qualcosa di molto importante. Però intanto Scatto, Luca vanno in prima e seconda posizione. Poi abbiamo addirittura Massi Vettel 5 è sceso in 10ª posizione, ma abbiamo visto una specie di commissario che sventolava una bandiera, quindi non capiamo poi tra l'altro il motivo. E infatti Finelli ha conquistato quindi la 7ª posizione nei confronti di Massi Vettel 5, ma è sceso addirittura molto e addirittura adesso è ai margini della top 10, quindi attenzione, perché ora non abbiamo visto errori particolari. Attenzione, c'è stato testa coda di un kart lì verso la zona della quadra in curva 5 più che altro. Vediamo se adesso riuscirà quel kart a rientrare in pista, ma credo di sì. L'abbiamo visto proprio di sfuggita con questa inquadratura. Sì, effettivamente è rientrato in pista. Dovrebbe trattarsi di Casaz, purtroppo. Sì, ahimè si tratta di Casaz, ahimè il testacoda, e quindi purtroppo con questo errore perde tante posizioni e si deve purtroppo al momento accontentare dell'ultima, mentre invece Scatto continua ancora una volta a guadagnare decimi su decimi nei confronti di Luca. Sì, Scatto l'abbiamo già visto in altre piste, che comunque è un ottimo pilota, perché sa gestire bene i momenti della gara, sa quando deve allungare, quando deve gestire le gomme. Però devo dire che questo momento lo sta facendo in maniera perfetta, mentre qui in on board con Finelli possiamo vedere come comunque dalla terza, quarta posizione in poi ci sia poco distacco. Sì, il gap tra i rispettivi piloti è abbastanza risicato e quindi si rischia che un errore possa compromettere davvero la posizione. Tra l'altro, da notare con queste inquadrature di Finelli che l'asfalto
non è proprio liscio liscio, è un pochino sconnesso in alcuni punti, soprattutto nei punti di staccata è abbastanza sconnesso e quindi eventualmente fare degli errori possono anche essere molto facili, perché appunto l'asfalto è un pochino sconnesso, quindi bisogna anche essere molto bravi ad interpretare la frenata. Attenzione, vediamo, e ha tentato l'attacco Jerry 95 nei confronti di Franzi, di Miro nei confronti di Jerry 95. Nel frattempo Finelli prende la scia, si guardano in faccia, attacco all'interno, ma grande staccata da parte di GT Zanda per difendersi con la sua sesta piazza. Ha fatto avere una grande staccata all'esterno GT Zanda, non era banale difendersi in quella maniera, Matteo. Sì, probabilmente c'è stato anche un contatto tra i due piloti. Finelli ci ha provato, è stato molto bravo il pilota che lo precedeva a staccargli all'esterno, ma a fare una grande staccata, perché era una curva comunque complicata da tenere all'esterno. Quindi Finelli ci ha provato, poi si sono toccati probabilmente i due, ma senza ripercussioni. Attenzione, vediamo ancora Finelli che ci prova all'interno e ancora GT Zanda in curva 5 nella zona della quadra, che ha fatto un'altra staccata clamorosa dall'esterno. Ragazzi, difendersi dall'esterno in quella maniera non è per niente facile, quindi davvero grande GT Zanda che si sta difendendo alla grande nei confronti di Finelli in questo momento, mentre invece Scatto sta iniziando il penultimo giro con Luca che è molto distante, ma anche Franzò è molto distante, quindi sembrerebbe il podio in questo momento consolidato e in ghiaccio, a meno che ci siano da adesso in poi degli errori abbastanza clamorosi. Però attenzione, Finelli dovrebbe aver passato GT Zanda, vediamo se sarà così sul traguardo o meno, mentre invece Massey Vettel 5 ha recuperato qualche posizione ed è passato appunto in ottava piazza. Adesso vediamo il penultimo passaggio sul traguardo di Scatto, che sta iniziando gli ultimi 750 metri della pista di pista verde, chiedo scusa per il gioco di parole, appunto di questo quarto appuntamento per la categoria bronzo 1 dell'ottavo campionato degli amici kart del Triveneto. E infatti Finelli è passato addirittura in quinta posizione, perché GT Zanda è sceso in settima, Giro 95 è sceso in sesta. Finelli recupera quindi altre posizioni e possiamo dire, Matteo, la verità, che Finelli è l'MVP appunto, secondo me, non so a parere tuo effettivamente, di questo Gran Premio. Ma andiamo ad accogliere sul traguardo il vincitore della bronzo 1, e sto parlando di Scatto, che vince quindi l'ultima batteria delle categorie di bronzo, con Luca che a breve dovrà transitare, ed è così in seconda posizione. Poi abbiamo in terza Franzo a completare quindi il podio. Poi abbiamo Miro, Finelli, Giro 95 GT Zanda dalla quarta alla settima posizione, da come vi ho detto i nickname. E poi abbiamo in ottava posizione, dovrebbe transitare Massey Vettel 5, e poi Starkey conclude così la top 10 in decima posizione, mentre invece Krishan finisce purtroppo in quindicesima posizione. Quindi un gran premio un po', non dico deludente di Krishan, però insomma poteva sicuramente fare qualcosina di meglio. Adesso vediamo se la classifica rispecchierà esattamente quello che abbiamo letto poc'anzi, oppure ci sarà qualche altra penalità a scombussolare un secondo la classifica. Allora, ad occhio, Cesluk passa dalla undicesima alla decima piazza, perché appunto Starkey era decimo e completava la top 10, e Cesluk invece è salito in decima posizione, perché anche alle 2000 è stato penalizzato di 4 secondi e mezzo, così come Krishan, ma Krishan, avevamo detto prima, purtroppo non ha avuto un buon weekend e quindi purtroppo è finito in quindicesima posizione. A completare la classifica è Casa e Casaz, perché purtroppo quell'errore ahimè non si è più ripreso. Quindi Matteo, il tuo MVP di giornata?
fino a questo momento della categoria bronzo 1 qual è? Secondo me è Finelli. Sicuramente Finelli ha fatto un'ottima gara, ma devo dire che anche Franzò si gioca il ruolo di MVP, perché comunque ti arriva sul podio partendo dal settimo posto. Devo dire che ha fatto una grande gara, perché poi dobbiamo anche calcolare che ha ottenuto un ottimo distacco su quelli che lo inseguivano. E quindi adesso abbandoniamo le categorie di bronzo, perché adesso passiamo allo step successivo, alle categorie di silver. Ok, allora, complimenti comunque Grazie per mille. il terzo posto. E è la prima volta che corri qua? No, è la seconda volta, ho corso già l'anno scorso. Sì. Ti è piaciuta come pista? Sì, è una bella pista, è molto challenging, non è facile correrci, per cui bello, mi è piaciuta, sì. Qual è secondo te il punto più difficile? Punto più difficile, curva 4, il tamburello. Difficile la staccata per me, trovare il feeling con la macchina. Abbiamo avuto difficoltà col setup questa notte, però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa questo terzo posto che ci dà fiducia, ci dà la carica per le prossime gare. Si sono comportati bene gli avversari? Gli avversari non lo so, perché erano tutti dietro, a parte due, però quelli che avevo davanti sì. Ok, grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Secondo è la prima volta anche te che corri su questa pista? No, non è la prima volta, sarà la quarta, quinta volta. Bella, brutta? Sì, no, è una delle piste preferite. No, avevo sempre avvicinato il podio, ma non ero mai riuscito. Finalmente, diciamo, c'è stato buono, sì, soddisfatto. E hai trovato un buon kart in qualifica e in gara? Sì, in qualifica soprattutto, ma anche in gara, tutto sommato, si difendeva bene. Gara monotona o ti sei comunque divertito nonostante la posizione? No, mi sono divertito perché comunque il terzo, diciamo, non era lontanissimo, quindi comunque bisognava mantenere la concentrazione. Anche tu, ultima domanda, qual è secondo te il punto più difficile di questa pista? Ma secondo me la terz'ultima curva, quella prima delle ultime due, prima del traguardo, ogni volta è sempre un po', non sai bene se riuscirà o no, e quindi è sempre un po' La ambiguo. doppia destra, veramente. Sì, quella prima delle due doppie. Grazie mille. Grazie. Primo posto, complimenti. Grazie. È la prima volta che corri qua? No, non è la prima volta, poi io sono, diciamo, lo specialista qua perché ho il mio kart, quindi io vado in questa pista da quando sono alto così, praticamente. Quindi sì, questa è la pista proprio di casa. Quindi presumo ti piaccia comunque come Sì. pista. Secondo te qual è il punto più impegnativo, più difficile da capire? Beh, con questi kart secondo me è la prima parte perché potrebbe, se non la prendi bene, salta molto lì davanti, quindi lì dopo si perde molto tempo e quindi la prima parte. Sei riuscito, secondo te, a farla al massimo o secondo te hai ancora qualcosa da migliorare su questa pista con questi kart? No, secondo me sono stato fortunato, ammetto, avevo un kart buono, quindi sì, avevo un po' di limite, insomma, avevo tanto vantaggio, ho gestito e Quindi nonostante la posizione, comunque gara monotona, comunque ti sei lo stesso divertito. sì, mi sono divertito, andavo forte ai kart e sì, mi sono divertito. Grazie mille. A te. Grazie. E intanto abbiamo sentito alcune dichiarazioni da parte del podio della bronzo 3, prima di passare però alla silver 3 appunto, e quindi abbiamo sentito le dichiarazioni di G17 che ha concluso terzo, di Zanne e di Gregà che è il vincitore della bronzo 3. Tutti hanno un po' confermato, tutti questi tre piloti, che insomma la pista è abbastanza divertente. C'è chi dice che è un po' difficile la curva 5, chi invece, soprattutto Gregà, definito un po' impegnativa la zona
la zona di inizio della pista, quindi però insomma abbiamo sentito a caldo delle dichiarazioni dei piloti, soprattutto del pod della Bronzo 3, però abbiamo visto in grafica la griglia di partenza della categoria della Silver 1 con Bulldog ed Erika in prima fila, poi in seconda Matsu 70 Giovanni, terza fila per Lupixel Miz, poi abbiamo Tritone Alex Haas in quarta fila, poi abbiamo Zanesco e Trivea in quinta fila, poi abbiamo Andre 2000 e Demi 92, poi abbiamo Legione 516 a chiudere la griglia di partenza, addirittura dalla pit lane ci risulta, poi vediamo se appunto dalle immagini sarà così o meno, perché non ha stabilito neanche un tempo valido per la griglia di partenza. Bulldog ha stabilito la pole position in 47 secondi e 68 centesimi, quindi insomma i tempi al giro si stanno abbassando anche di tanto. Attenzione, perché abbiamo in griglia di partenza la campionessa, la nuova campionessa italiana RKC 2024. Sto parlando quindi di Erika Zago, che nel 2020 aveva debuttato in questa pista arrivando nona in Silver 1, anzi non è che aveva debuttato, era il suo quarto appuntamento ed era arrivata al nono posto nella Silver 1. E insomma ne ha fatta di strada, Matteo, perché comunque è diventata campionessa italiana a Misanino. Sì, ha fatto sicuramente molta strada in quest'ambito. Ovviamente da parte nostra arrivano anche i complimenti, perché è logico che quando fai un percorso del genere hai anche tante soddisfazioni. Esatto, quindi anch'io mi accodo alle congratulazioni di Matteo per Erika, che chissà se la vedremo protagonista in questa batteria della Silver 3, che vede il via ufficiale con 14 che devono compiere i piloti della Silver 3, con Bulldog che passa indenne curva 1 e quindi mantiene la sua prima posizione. Poi vediamo se appunto gli altri piloti riusciranno a mantenere bene o male le loro posizioni o meno, staremo appunto a vedere. Però intanto vediamo Bulldog che già in queste primissime curve del primissimo giro guadagna forse qualcosa nei confronti di tutti gli altri piloti. Soltanto 15 piloti al via di questa Silver 3. Sì, anche se qui ne vediamo solo 13 in realtà in graduatoria. E quindi mi sa che loro ho sbagliato il conto. Ho sbagliato magari a contare, purtroppo il caldo si fa sentire, Matteo. Purtroppo mi sono confuso con i giri in realtà. Chiedo scusa per l'errore, ma in realtà i piloti sono appunto solo 13, conferma anche la grafica. Matsu, occhio, che ha superato Erika. Si era imbucato, anzi Erika è riuscita a difendersi. Bellissima lotta lì per il secondo posto. Sì, quindi Erika più che altro ora deve guardarsi dietro, perché Bulldog sta scappando purtroppo, e quindi Erika deve veramente pensare più a difendersi da Matsu rispetto a eventualmente guadagnare dei decimi o anche dei secondi a questo punto, perché appunto Bulldog sta guadagnando tantissimo tempo nei confronti appunto di Erika. E vediamo intanto Mix che passa Lupixel per il quinto posto, mentre invece Trivea sale in ottava posizione e Alex Haas e Zanesco invece scendono in nona e decima piazza. E di conseguenza ora vediamo se Erika riesce a tenere questa seconda posizione e tenere quindi alle spalle Matsu, oppure Matsu avrà la meglio. Nel frattempo Matteo comincia a scendere un pochino la sera, quindi vediamo se poi le altre gare verranno effettuate con queste medesime condizioni, oppure verso le categorie Gold dobbiamo assistere a delle gare in notturna. Vedremo, perché logicamente è capitato già altre volte che le gare iniziassero presto il pomeriggio per poi concludersi la sera con le varie batterie, mentre Bulldog ha già un vantaggio enorme dopo pochi giri.
dietro la situazione si fa sicuramente molto più interessante del previsto, perché ci potrebbero regalare spettacolo nei prossimi 10 giri Erika e Matsu. Eh sì, intanto qua vediamo sul ferro di cavallo una bella battaglia per l'ottavo posto tra Lupixel e Andre 2000. Andiamo poi sul traguardo se effettivamente Andre 2000 riuscirà a recuperare l'ottava posizione nei confronti di Lupixel, mentre invece Erika ha preso forse qualche metro di vantaggio nei confronti di Matsu, e come dicevo prima appunto Andre 2000 ha ripassato di nuovo Lupixel e quindi di nuovo in ottava posizione, e tornando invece alla situazione davanti, Bulldog comanda sempre con praticamente più di 3-4 secondi di vantaggio nei confronti di Erika, che comunque ha guadagnato qualche decimo nell'ultimo passaggio nei confronti di Matsu, perché comunque ora Matsu non è più attaccatissimo ad Erika. E adesso comunque staremo a vedere se appunto Erika cercherà di andare via leggermente per stare più tranquilla e comunque imporre il suo ritmo personale, oppure invece no, perché Matsu comunque tenta il sorpasso all'esterno alla curva della Croce Rossa per poi andare verso la S di Senna e cerca di svincolarsi, e anche un pochino troppo sul tornantino Matsu nei confronti di Erika. Però ragazzi, Erika non è campionessa italiana per niente, sa difendersi. Sì, ma secondo me deve stare un po' più tranquillo Matsu, perché spesso nel provare a superarla in curva 2 all'interno Erika ormai l'ha capito, chiude un po' più lo spazio, lui finisce sempre sul cordolo e poi rischia anche di perdere terreno. Adesso vediamo Bulldog che completa il sesto giro e sta per iniziare il settimo, che segnerà anche il giro di boa verso la seconda parte di gara, con Trivea che passa in quinta posizione nei confronti di Mix, che scende così in sesta. Però intanto vediamo Bulldog ancora una volta che guadagna ancora decimi su decimi al giro. Sì, c'è da dire che ora 70 Giovanni sta provando comunque a allontanarsi da un Trivea che sembra essere in forma, avendo scavalcato anche Mix. C'è da vedere ora la lotta per i primi posti, che è una delle più interessanti vissute finora, tralasciando Bulldog, che oggettivamente come partito sta concludendo la gara. Ormai siamo sopra la metà della gara, mentre qui il distacco ora inizia a essere ampio tra Giovanni e Trivea. Sì, è vero, è vero. Intanto Bulldog continua a guadagnare dei secondi preziosi, mentre invece Erika aveva guadagnato qualcosina sul rettilineo, avevo visto, ma Matsu ha subito di nuovo recuperato, quindi di nuovo tallonato, tallona davvero costantemente Erika Matsu, e di conseguenza vediamo se Erika sarà capace di non subire più di tanto la pressione, imporre comunque il suo ritmo e di mantenere i nervi saldi, e anche la sua seconda posizione, che può essere davvero un ottimo risultato visto che Bulldog oggi è davvero ingiocabile. Però sembrerebbe uscire meglio dall'ultima curva Erika nei confronti di Matsu, perché sul traguardo c'è sempre qualche decimo di vantaggio che consente a Erika di stare abbastanza tranquilla per affrontare poi la curva 1 della curva della Croce Rossa e poi curva 2 della S di Senna, e mentre invece per Bulldog può obiettivamente accendersi una bella pipa e cominciarsela a fumare allegramente, perché tanto nessun altro pilota può riprenderlo. Cioè, ormai si sta involando verso una certa vittoria, Matteo. Sì, ormai Bulldog quasi non va neanche più considerato, ormai la lotta è per il secondo posto, dove Erika sì, sembra avere qualcosa in più nell'ultimo settore, ma nelle prime curve fa tanta fatica, e infatti rimane sempre lì a pochi centimetri di distanza Matsu, che però sembra aver seguito quasi
troppo alla lettera il mio consiglio di star più tranquillo, perché ora non affonda più. È vero che la distanza è leggermente aumentata rispetto a qualche giro fa, ma devo dire che fa un po' più di fatica a tentare il sorpasso, magari sta solo studiando dove sta facendo fatica Erika. Sì, tra l'altro da notare che i distacchi sono abbastanza cristallizzati, quindi insomma, tranne appunto su Erika e Matsu che potremmo avere qualche dubbio, però vediamo se appunto prima o poi Matsu potrebbe tentare un attacco, però per il resto i distacchi sono abbastanza cristallizzati, insomma non vedremo secondo me tanti sorpassi purtroppo in questo finale di gara. Solo esclusivamente Matsu forse può effettivamente tentare una staccatona nei confronti appunto di Erika, però la vedo a questo punto abbastanza complicata, perché poi i giri stanno diminuendo piano piano e più i giri diminuiscono più Erika consolida molto prepotentemente la sua seconda posizione. Nel frattempo comunque Matteo, abbiamo visto nelle telecamere precedenti una buona fetta di pubblico comunque è accorsa alla pista verde di Altivole per appunto questo quarto appuntamento dell'8º campionato degli amici kart del Triveneto. Il pubblico è sempre molto importante in qualsiasi manifestazione di qualsiasi sport. È logico che comunque il tempo è anche abbastanza agevole sotto questo punto di vista, quindi consente di potersi godere anche una bella giornata di sole. Mentre ho visto prima Andre 2000 e Tritone che hanno scavalcato, e poi ce l'ha mostrato anche la grafica, quindi diciamo che dietro le bagarre ci sono. Il problema è che qua davanti invece manca qualcosa, perché Bulldog vabbè, sta conducendo fino alla vittoria del suo kart, mentre Erika e Matsu quasi sembrano accontentarsi delle rispettive posizioni. Sì, intanto ho visto che c'è qualche pilota che insomma sta già esultando anche a gara in corso, quindi non è ancora molto cosciente del fatto che la gara non è ancora finita, quindi è un attimo perdere la concentrazione e perdere dei posti importanti, quindi insomma bisogna essere concentrati fino all'ultimo giro che Bulldog sta iniziando in questo momento. Una gara prettamente dominata da parte di Bulldog, che praticamente ha iniziato questa gara in pole position e la sta finendo in lungo e in largo, dominando questa Silver 3, appunto sta conducendo gli ultimi metri, ha passato ora curva 5, curva 6 della zona della quadra, adesso è in zona ferro di cavallo per poi andare sul rettilineo opposto verso la curva del boschetto, che è la curva 9 a destra, che sta affrontando in questo momento. Sta affrontando ora un breve rettilineo per poi affrontare le ultime due curve, il curvone rialto e l'ultima curva, che sta indicando che è lui il migliore della Silver 3, perché è lui che va a vincere il Gran Premio della pista verde di Altivole per la categoria Silver 3. Arriva in questo momento Matsu, che alla fine batte Erika all'ultimo giro in seconda posizione, quindi il podio, l'avevo detto Matteo, che era la battaglia per la seconda e terza posizione, poteva essere quella che regalava delle belle emozioni. Bella anche la sportività di Erika, che appunto si complimenta con Matsu, e poi via via tutti gli altri, fino appunto a comporre la classifica finale che vedremo in questo momento. A meno che di penalizzazioni, questa dovrebbe essere appunto la classifica almeno dei primi tre, e invece non è così. Doveva essere terza, ma in realtà è al secondo posto perché Matsu è stato penalizzato. Quindi purtroppo Matsu ha faticato per niente, perché ahimè purtroppo è andato, c'è stata la penalità per il solito discorso del peso non conforme appunto alla categoria, e quindi ahimè è stato penalizzato in 1,5 secondi, e quindi purtroppo per Matsu, invece che secondo, è purtroppo sceso al terzo posto. Da notare il fatto che Bulldog ha girato in 47.840, che è il giro più veloce,
gli altri hanno girato oltre il 48, quindi c'è veramente, Matteo, da questo dato si capisce che Bulldog oggi era semplicemente imprendibile. Sì, mezzo secondo circa giro su chi lo inseguiva, sono tantissimi, calcolando che mezzo secondo per 14 giri sono un'eternità, come poi ci ha dimostrato, aveva tanto vantaggio, vittoria meritata, grande prestazione. E quindi adesso archiviamo la Silver 3, a breve commenteremo la Silver 2. E quindi ragazzi ci siamo alla categoria Silver 2 con King Rollo che ha conquistato la pole position in 47.880, poi abbiamo GTR in prima fila da affiancarlo, poi in seconda fila JJJ, Edo Sport, terza fila per Eriksen e Endroll, poi abbiamo Lorenzo 00 e Chobu a completare la prima parte della schermata della griglia di partito, poi abbiamo Santa e Sam84 in quinta fila, René e Max in 11ª e 12ª casella, Tarato e Jack 46 in 13ª e 14ª posizione, poi abbiamo The Hub e Charles a completare la griglia di partenza di questa categoria Silver 2. E ragazzi, diciamo che il tempo sul giro in qualifica di 2 secondi e mezzo, perché King Rollo appunto ha fatto 47.8, Charles 50.1, quindi insomma i distacchi qua sono abbastanza importanti. E quindi adesso tra poco i piloti si avvicineranno alla linea di partenza per la partenza lanciata di questa Silver 2 da 14 giri. Via partiti con King Rollo che è partito molto bene, che insomma ha già preso dei decimi importanti dalla curva della Croce Rossa per poi sul tornantino di curva 3 è uscito molto bene, quindi ha mantenuto ben salda la sua pole position dopo appunto questi primi metri di gara, ma direi anche GTR e JJJ sono riusciti appunto a mantenere la loro seconda e terza posizione, mentre invece gli altri nelle retrovie si danno davvero una bella battaglia. Vediamo se in questa staccata del ferro di cavallo addirittura erano in 4 in quel punto della pista, Matteo. Attenzione, c'è stato un tanto piccolo errore di GTR che può essere molto importante. Sì, c'è stato un errore di GTR che probabilmente lascerà la posizione a JJ, ora vedremo. Mentre attenzione, perché un altro pilota si è inserito nella lotta, se non sbaglio Edo Sport si è messo come terzo incomodo. Attenzione, perché in realtà c'è qualcuno che ha perso tante posizioni, forse GTR. No, è René Matteo, purtroppo è René che ha perso così tante posizioni, perché è partito dalla 11ª casella, adesso purtroppo addirittura è penultimo, anzi no, ultimo, chiedo scusa. Io dico che era in lotta per i primi posti, c'è stata quella bagara a 3-4 piloti. Attenzione, vedo che anche un'altra carta sta rallentando. Vediamo ora dal passaggio sul traguardo, perché effettivamente vedevo anch'io un kart rallentare tantissimo. Nel frattempo King Rollo e GTR proprio. E proprio GTR e hanno perso tante posizioni. Sì, è vero, hanno perso tante posizioni, ma infatti vedevo un kart rallentare tantissimo. E quindi attenzione, perché se King Rollo fino a questo momento insomma è ben saldo in prima posizione, non possiamo dirlo né nella seconda né nella terza, perché sono davvero delle belle battaglie fino a questo momento. Sì, con dietro anche Talato che ha perso diverse posizioni. Ora c'è Santa all'8º posto. Qui già i gruppetti di più piloti si sono formati, mentre vediamo la bagarre dietro a King Rollo ancora molto interessante. Sì, con Edo Sport in seconda posizione, Lorenzo 00 in terza, GTR in quarta, JJ in quinta, ma davvero un primo giro molto molto selettivo nelle prime posizioni, anche se comunque la battaglia per il secondo posto. Adesso in realtà Edo Sport
ha distanziato un po', Lorenzo 00 GTR JJ. Quindi vediamo un po', attenzione all'attacco all'interno di JJ sul ferro di cavallo, con anche un contatto per la quarta posizione nei confronti di GTR. Nel frattempo King Rollo sta perdendo qualcosa nei confronti di Edo Sport e anche di Lorenzo 00, che si stanno avvicinando, e quindi attenzione, perché finalmente, Matteo, potremo vedere delle belle battaglie per le posizioni di vertici che aspettavamo da tanto. Attenzione però, vedo GTR in terza posizione, JJ in quarta e Lorenzo 00 in quinta posizione. E purtroppo ho perso un po' di posizione Lorenzo 00, forse causa un'escursione, l'ho perso, devo essere sincero. Sì, tra l'altro sul traguardo sono passati in trio Talato, Max e Claris. C'è da vedere come andrà a finire questa lotta, perché hanno fatto tutto il giro precedente a continuare a sorpassarsi questi tre. Vedremo come andrà a finire, mentre King Rollo ha perso tantissimo su Edo Sport. Ora Edo Sport è lì. Sì, attenzione, perché King Rollo adesso è in prima posizione, ma Edo Sport sta davvero attaccando in questa fase di Gran Premio, mentre invece JJ sta scendendo, ora è sesto, prima addirittura era sul podio qualche giro fa. Ma attenzione, stiamo concentrati sulla sfida per la prima posizione tra King Rollo ed Edo Sport. Attenzione, Edo Sport all'interno su King Rollo, che cerca di difendersi all'esterno dal ferro di cavallo, però forse no, ce l'ha fatta Edo Sport a passare in prima posizione, e si inserisce ora anche GTR. Attenzione, si inserisce anche GTR per la lotta alla prima posizione. Ma che bella lotta che potremo vedere, con Edo Sport che ha fatto davvero un bel attacco sul ferro di cavallo a passare King Rollo, che ora è sceso in seconda posizione, ma GTR è lì in agguato, perché forse ora lui vuole sbarazzarsi di King Rollo. Sì, occhio anche dietro, perché sono tutti lì. In questa gara stranamente rispetto alle qualifiche non vediamo tutto questo grande distacco, perché ci sono più piloti che potrebbero avvicinarsi. King Rollo sembra in grande difficoltà, perché ora sta perdendo qualcosa da Edo Sport, e GTR può approfittarne. Attenzione anche dietro a Lorenzo 00 e Chobu, che ci possono provare. Attenzione, perché aveva tentato in un paio di circostanze GTR ad attaccare all'interno King Rollo, ma in un paio di punti abbastanza complicati su questo circuito. Nel frattempo si conclude un altro giro, il settimo, con Edo Sport che forse guadagna qualcosina nei confronti di King Rollo e GTR. GTR che ora tenta una controtraiettoria, vediamo se sarà favorevole. King Rollo adesso si deve difendere, e si difende molto bene sulla zona della quadra, con l'uscita da curva 6. Vediamo ora sul ferro di cavallo se GTR riprova. No, non è ancora pronto a riprovare un eventuale contrattacco nei confronti appunto di King Rollo. Però, come dicevi tu, Matteo, King Rollo è davvero in difficoltà in questo momento. È in difficoltà, e qui ne può beneficiare ovviamente Edo Sport, che può allungare, e quelli dietro possono avvicinarsi se dovessero iniziare una bella lotta a King Rollo e GTR, mentre Chobo è andato avanti a Lorenzo 000. E attenzione, vedo un'escursione, e addirittura King Rollo dovrebbe aver perso 2 posizioni, perché GTR in curva 1 è riuscito ad attaccare King Rollo, ma anche Chobu è riuscito ad attaccare King Rollo. Quindi attenzione, perché adesso... No, anzi, King Rollo ora è terzo, chiedo scusa, perché forse è riuscito a ripassare un altro pilota, ma attenzione, perché adesso deve difendersi dall'attacco di Chobu, che improvvisamente si ritrova a battagliare per la terza posizione, mentre invece GTR cerca ora di inseguire Edo Sport. Vediamo un po' se riuscirà entro qualche giro a colmare il gap nei confronti appunto di Edo Sport, mentre invece, come dicevo prima, King Rollo ha poi tentato di contrattaccare ed è riuscito a ripassare Chobu per la terza posizione. Vediamo se adesso Chobu avrà intenzione di arrendersi, ma non credo proprio di arrendersi, perché è sempre lì attaccato. Vediamo ora sul ferro di cavallo se Chobu riuscirà
ad andare verso l'interno ed attaccare King Rollo, che in questo tratto della pista è un pochino largo. Attenzione qui, perché bisogna anche seguire qualcosa delle retrovie per la battaglia per la top 10 con... intanto vediamo in grafica Endor che ha passato René per l'ultima posizione, per non essere ultimo, anzi. Vediamo intanto King Rollo, attenzione che ha perso un sacco di posizioni, passato quinto purtroppo, e però continuano a cambiare le posizioni, perché adesso Chobu dovrebbe essere terzo e Lorenzo 00 in quarta, mentre invece King Rollo appunto ora è in quinta posizione, mentre invece le prime due posizioni, ovvero Edo Sport e GTR, sembrerebbero fino a questo momento intoccabili. Sì, sembrano essere interessanti ora le lotte di vertice, perché Lorenzo 00 ne aveva approfittato scavalcando sia Chobu che Rollo, se non sbaglio tra l'altro nella stessa curva. Poi alla fine Chobu è riuscito ad avere meglio il giro dopo. Ora poi passano sul traguardo con Chobu che effettivamente è in terza posizione, e Lorenzo 00 comunque è attaccatissimo. Vedremo se ci proverà o se preferirà essere un po' più cauto per provare a inseguire la seconda posizione. Sì, vediamo un po' se appunto ma è un po' distante Matteo, la seconda posizione di GTR per Chobu. Dovrebbe davvero fare un ritmo clamoroso, colmare il gap in brevissimo tempo, perché ora siamo nel corso del 12° giro, stanno quindi affrontando i piloti il terzultimo passaggio in questo circuito della pista verde di Altivole. Ora vediamo Edo Sport che sta affrontando il penultimo giro appunto di questa categoria della Silver 2 con GTR in seconda posizione, Chobu in terza, Lorenzo 00 in quarta, King Rollo in quinta posizione. Ecco, adesso in questa fase di gara sembrerebbero le posizioni abbastanza cristallizzate, con appunto Edo Sport in testa, GTR secondo. Ecco appunto, forse la battaglia per la terza posizione si può ancora di nuovo accendere con anzi per la quarta, chiedo scusa, con King Rollo che forse sta tentando di avvicinarsi ancora di più a Lorenzo 00, almeno per recuperare la quarta posizione, perché comunque King Rollo era partito in pole position. Quindi ecco, in questa gara, in questo appuntamento, in queste categorie fino a questo momento abbiamo assistito a più piloti che erano partiti in pole position perdere la prima posizione, piuttosto che piloti partire in pole e mantenere la pole. Sì, ora ovviamente il livello anche delle gare si alza, diventa magari anche un po' più competitivo, un po' più bello da vedere come gare. Intanto Chobu sembra poter portare tranquillamente a casa la terza posizione, perché ha allungato notevolmente su Lorenzo 00. Assolutamente, però attenzione che dobbiamo considerare anche le penalità di peso, perché in qualifica la griglia è stata un po' rivoluzionata anche da questo. Vediamo se anche la classifica finale sarà così, perché intanto Edo Sport transita sul traguardo in prima posizione, GTR secondo, Chobu terzo, Lorenzo 00 in quarta, King Roll in quinta, JJJ in sesta, e poi via via tutti gli altri fino a chiudere la top 10. Charles in decima posizione, ma ripeto ancora una volta, adesso vediamo se questa classifica sul traguardo verrà poi confermata dalla grafica seguente per quanto concerne appunto la penalità dovuta al peso non conforme alla categoria. Ed è così, perché GTR vince ufficialmente la Silver 2 con Chobu in seconda posizione, King Roll in terza ed Edo Sport purtroppo penalizzato di 6 secondi e scende dalla prima posizione addirittura al quarto posto. Cioè veramente, Matteo, una penalità di peso davvero molto molto impattante sulla classifica finale. Molto severa, anche perché Edo Sport ha fatto una grande gara. È un peccato poi quando arrivano queste penalità che non ti consentono di festeggiare una grande gara, però queste sono le regole, vanno rispettate, quindi logico che non si può fare altrimenti. A breve però
terminiamo quindi la Silver 2 adesso e appunto a breve andremo a commentare la Silver 1. Terminiamo quindi le categorie Silver con la Silver 1. In pole position Emil Thomas in 44.440, poi abbiamo Meonida 93 ad affiancarlo, poi abbiamo Ninja Veteran Davide 05 sempre sotto il 48, poi Gino e Cavaruglio in terza fila, poi abbiamo Baviz e Dallan in quarta fila, Matteo 08 e Alex 07 invece in quinta fila, poi abbiamo Maietto e Oscar in 11ª e 12ª casella, poi abbiamo Astrofab e Desta 4 in 13ª e 14ª casella, e poi Fritz 81 a chiudere lo schieramento della griglia di partenza per quanto riguarda la categoria della Silver 1. E quindi adesso fra poco i piloti della Silver 1 stanno per andare verso la zona del traguardo, stanno per scaldare le gomme ancora e via, partiti per quest'ultima categoria della Silver con Emil Thomas che fa una buona staccata e conserva dopo la curva della Croce Rossa la sua pole position. Poi abbiamo Meonino 93 e Ninja che dovrebbero anche loro aver conservato la loro seconda e terza posizione, e vediamo se appunto ci saranno belle battaglie come abbiamo visto nella categoria Silver 2, perché ci siamo davvero tanto divertiti appunto a vedere delle belle battaglie nella categoria della Silver 2. Vediamo, speriamo che anche questa Silver 1, attenzione, il pelotto tanto molto largo, sto parlando di Veteran David che dovrebbe essere stato passato da Gino per la quarta posizione. Vediamo se sul traguardo sarà effettivamente così oppure mi sarò per l'ennesima volta sbagliato. Credo di no e spero di no. Vediamo ora quindi il passaggio sul traguardo con Emil Thomas primo, Meonida 93 secondo, Ninja terzo e questa volta avevo ragione, Gino quarto in quarta posizione e poi Veteran David 05 in quinta posizione. Però Matteo, vediamo un bel, anche in questo caso un bel gruppone per la quinta piazza, anzi per la seconda piazza. Sì, bella lotta dalla seconda fino alla nona, decima posizione, sono tutti lì, quindi la possibilità di vedere una bella gara ci sono tutte, però c'è Emil Thomas che si sta già allontanando perché ha fatto una super partenza. Sì, è un Emil Thomas che sta facendo il ruolo che eravamo abituati dal suo nickname, possiamo un po' ricondurci un po' a Hamilton nei tempi d'oro della Mercedes, che faceva pole su pole position e andava via a vincere sempre Gran Premi su Gran Premi. Emil Thomas, possiamo essere sinceri, potrebbe fare la stessa cosa in questo Gran Premio. Però vediamo davvero un Meonino 93, Ninja e Gino attaccati tra di loro per la seconda posizione, quindi potrebbero esserci davvero delle belle battaglie, ma non sono neanche troppo lontani da Emil Thomas, quindi potremmo magari vedere una bella bagarre anche per un'eventuale prima posizione. Nel frattempo adesso tutti i piloti stanno affrontando l'ultima parte del tracciato e transitano ora sul traguardo per andare a iniziare il quarto giro su 15 previsti, con Emil Thomas ancora in prima posizione, Meonida 93 in seconda posizione, Ninja in terza, Gino in quarta posizione, ma sono praticamente quasi tutti lì, abbastanza appaiati, quindi davvero prima o poi i fuochi d'artificio scoppieranno e i sorpassi ne vedremo a breve. Sì, potremmo vedere diversi sorpassi perché comunque il distacco non è ampio tra i piloti. Ora c'è da vedere perché sicuramente le ultime posizioni stanno facendo fatica, qui però Emil Thomas è stato rimontato da Meonida 93. Sì, adesso vediamo se Emil Thomas riuscirà a mantenere la leadership, perché comunque Meonida 93 e Ninja si sono un po' staccati rispetto a Gino e quindi hanno preso ufficialmente le redini di Emil Thomas, quindi ora diventa un terzetto nei primi tre posti, mentre invece Gino purtroppo ha perso qualche metro e adesso deve un po' rincorrere e guardarsi dietro
nei confronti di Veteran David 05, che ha subito tra l'altro da Gino il sorpasso nelle primissime fasi di Gran Premio, e quindi vediamo un po' se appunto i primi 3 se ne potrebbero andare via e quindi potrebbero appunto comporre un terzetto che vedremo per tanti passaggi di gara, e poi vedremo se appunto battaglieranno per questa prima posizione in questa categoria della Silver 1. Sì, ora i primi 3 sembrano voler allontanarsi, con Ninja che osserva la situazione da diretto interessato, perché è pronto a sfruttare qualsiasi tipo di errore da quelli lì davanti. Però c'è veramente Meonida che è alle calcagna di Emil Thomas, manca veramente poco e potrebbe fare un tentativo. Eh sì ragazzi, intanto vediamo Meonida 93 molto appaiato, non passa forse neanche un foglio A4 tra l'anteriore di Meonida 93 e il posteriore di Emil Thomas, da quanto sono attaccati, quindi prima o poi ci aspetteremo un attacco da parte di Meonida 93 nei confronti di Emil Thomas per la prima posizione, mentre invece Ninja si è leggermente staccato in questo giro e quindi ha perso qualche decimo fondamentale. Attenzione, è andato leggermente largo, era andato leggermente largo, quindi Veteran David, quindi attenzione perché Gino poteva approfittarne. Ora vediamo se effettivamente Gino ne ha approfittato oppure no. Sembrerebbe di no, in realtà, che non ne ha approfittato Gino, anzi adesso Gino si deve guardare da Cavaruglio per difendere la sua quinta posizione. Ora vediamo se appunto i primi 3 sono ancora disposti a tentare degli attacchi oppure al momento di star così nelle posizioni come sono adesso, in vista di un finale di gara che può essere davvero molto scoppiettante. Sì, c'è stato il contatto che ha fatto perdere qualcosa a Meonida 93, qui proprio in questa curva qua dove sono passati ora, dove ha tentato il sorpasso nel giro precedente a Emil Thomas, e ha dato anche la possibilità a Ninja di recuperare qualcosina, e ora è tornato il duello a 3 lì davanti. Sì, è tornato il duello a 3 con addirittura Meonida che nella seconda parte del ferro di cavallo ha cercato di tentare un attacco ma non c'è riuscito. Attenzione che forse è uscito meglio Meonida 93, e allora forse può tentare il sorpasso su Emil Thomas nell'ultima parte di tracciato, precisamente nella curva 10, ed è così, Meonida 93 passa in testa alla Silver 1 e quindi è lui ora il comando di questa gara, con Emil Thomas che scende così in seconda posizione, ma non sarà sicuramente finita qui, con Ninja che è lì in agguato per conquistare eventualmente il secondo posto e chissà per sognare eventualmente anche la vittoria. C'è stata sicuramente un'imperfezione di Emil Thomas, che è andato leggermente largo, quindi logicamente è uscito anche meno veloce rispetto a Meonida, che l'ha interpretata meglio la curva, ha sfruttato l'errore, aspettava solo quello da parte di Emil Thomas, e ora si è preso la prima posizione, toccherà difenderla perché Emil Thomas non ha intenzione di arrendersi. Attenzione perché adesso Veteran David 05 ha preso quasi le redini di Ninja, e quindi adesso il terzetto può addirittura essere magari anche un sestetto, perché anche Gino e Cavaruglio si stanno avvicinando, quindi attenzione perché questi ultimi 5 giri, anzi 4 giri e mezzo, possono essere davvero determinanti per comporre il podio di questa Silver 1. Sì, possono essere determinanti non solo per i primi posti, ma anche per le posizioni più arretrate, perché abbiamo visto anche una lotta per gli ultimi posti. Intanto qui sono comunque gruppetti da 3-4 piloti attaccatissimi, mentre qui c'è anche una bellissima lotta per il 10° posto. Sì, c'era veramente, vediamo dei gruppettini che si stanno affrontando tra di loro per conquistare le rispettive posizioni o anche difendere le proprie posizioni. Nel frattempo Meonida sembra aver guadagnato qualcosina, qualche decimo di respiro nei confronti di Emil Thomas, mentre invece ora possiamo dirlo ufficialmente, adesso
al comando. C'è un sestetto di piloti che può davvero far scoppiare la miccia da un momento all'altro. Ma si stanno avvicinando anche Baviz, Dallan e Matteo 08, quindi un finale di Silver 1 che può essere davvero molto scoppiettante. Non sono proprio lontanissimi tra di loro questi piloti. Nel frattempo Cavaruglio passa in quinta posizione nei confronti di Gino, e che quindi perde purtroppo un'altra piazza. Sì, un'altra posizione persa da Gino, da Cavaruglio, che comunque sembrava averne di più e finalmente l'ha sorpassato, mentre anche Veteran David prova a iscriversi alla lotta per il podio, ma alle spalle Cavaruglio non sembra volerne sapere di arrendersi. No, perché poi adesso Emil Thomas ha fatto un piccolo errore e adesso rischia di essere un po' più attaccato nei confronti di Ninja, Veteran David e Cavaruglio, mentre invece Gino si è un po' staccato e quindi ora è un pochino in difficoltà, mentre invece Menino 93 sta guadagnando decimi, sta andando molto tranquillo verso la vittoria. Sì, anche perché è riuscito a prendere quel distacco necessario per gestire al meglio la gara, anche e soprattutto grazie a qualche imperfezione di Emil Thomas, che ora rischia veramente tanto di giocare col fuoco e perdere anche il secondo posto con Ninja, che è veramente a millesimi dal sorpasso. Sì, a poco può veramente tentare un attacco Ninja su Emil Thomas, però vediamo che appunto Menino 93 forse in questo passaggio ha perso qualche decimo, perché effettivamente, attenzione, perché c'è l'attacco da parte di Ninja, di Veteran David nei confronti di Emil Thomas, se non vado errato, anzi no, dovrebbe essere Cavaruglio e Veteran David nei confronti di Ninja, se non ho inteso male, e quindi il podio dovrebbe essere un pochino cambiato, almeno nella terza piazza, ovvero Veteran David in quarta posizione, invece Ninja addirittura dalla terza scendere in quinta piazza. Vediamo ora comunque dal passaggio sul traguardo se questa mia sensazione è confermata o meno. Credo che possa esserci ancora Ninja al terzo posto, perché vediamo, infatti è così. Sì, effettivamente è così, con Ninja terzo, Cavaruglio in quarta e Veteran David comunque scende in quinta posizione. Adesso comunque siamo nel corso dell'ultimo giro, con Emil Thomas che si sta un po' facendo minaccioso nei confronti di Menino 93, si è riavvicinato davvero molto in questi ultimi metri, ma ormai purtroppo è l'ultimo giro e quindi non c'è più tantissimo tempo per provare eventualmente un attacco, altrimenti si rischia davvero di compromettere la domenica di entrambi, e non penso che sia nell'interesse sia di Menino 93 che di Emil Thomas di non ottenere punti preziosi, ma andiamo a festeggiare Menino 93, Emil Thomas e Ninja sul podio. Veteran David riconquista comunque la quarta posizione su Cavaruglio, che conclude in quinta. Gino in sesta posizione ha davvero sofferto in questo appuntamento della pista verde di Altivoli Gino, purtroppo, perché ricordo che Gino era partito in quinta posizione e purtroppo sì, è arrivato in sesta, ma comunque nelle prime fasi di gara era abbastanza protagonista, addirittura lo avevamo visto sul podio. Vediamo se adesso la classifica verrà confermata oppure no. Vediamo, sì, Menino 93, Emil Thomas e Veteran David in realtà sale al terzo posto. E sale al terzo posto perché Ninja ha una penalità di 1,5 secondi e quindi purtroppo scende in sesta piazza, e quindi Cavaruglio guadagna come Gino una posizione e finisce quarto e quinto rispettivamente, e poi via via tutti gli altri fino ad Astrofab che conclude la top 10 in decima posizione, e poi appunto via via tutti gli altri, con Cavaruglio che va a stabilire un tempo anche di assoluto livello, di 47.770, è il segno che nel finale Cavaruglio aveva qualcosa in più rispetto agli altri. Matteo? Sì, l'ha dimostrato scavalcando diverse posizioni all'interno della gara, sicuramente ha dimostrato di avere le qualità per poter lottare per i primi posti,
ma è stata comunque una gara interessante, divertente da guardare, gestita meglio sicuramente da colui che è arrivato in prima posizione. Invece Emil Thomas l'ha persa probabilmente su quel passaggio lì, su quel sorpasso di Meoni dal 93, dove ha sbagliato completamente la curva. Abbandoniamo quindi adesso la categoria di Silver e ci andremo a tuffare a brevissimo nelle due categorie Gold. E allora ci siamo ragazzi, prima delle due batterie Gold di questa giornata con la Gold 2 in pole position abbiamo Vendra con il tempo di 46.8, ad affiancarlo poi ci sarà Oscar 10, seconda fila per Roby Loll e Fonti, terza fila per Andre 27 e Andre 98 Ste, quarta fila per Supergiro e Matty Pry, adesso poi si va sopra il 48 con Nico UK e 277 in quinta fila, Elianto e Rocky Donuts in undicesima e dodicesima Casella, poi abbiamo Cenit 16 e Pablo 95 in tredicesima e quattordicesima posizione, poi abbiamo Ake con Cipuz a chiudere la griglia di partenza in quindicesima e sedicesima posizione. Matteo, commenterei una batteria senza penalità, perché sto vedendo adesso dallo schema dei tempi che non ci sono penalità di peso, quindi finalmente avremo una batteria in cui la classifica finale verrà rispecchiata fedelmente a quella che vedremo sul traguardo. Sì, logicamente più il livello si alza, più è facile che le penalità possano incidere sulla gara. Non avere le penalità in questo senso, in questa batteria, può sicuramente essere d'aiuto ai piloti. Sì, assolutamente. Poi meno male che il tempo ha retto, perché vedevamo nelle scorse batterie dei nuvoloni che potevano anche destare qualche preoccupazione, ma per fortuna invece l'asfalto è ancora tutto asciutto e il cielo sembrerebbe abbastanza soleggiato con poche nuvole, quindi potremo vedere una batteria Gold 2 completamente sull'asciutto. E speriamo che, come dicevi tu Matteo, il livello della gara si sta alzando alla grande con le ultime due batterie della giornata, quindi speriamo che i sorpassi possano essere davvero tanti e una bella battaglia anche per i piazzamenti che contano, e quindi sto parlando prevalentemente per la prima, seconda e terza posizione. Però adesso vediamo, adesso a breve ci sarà fra poco la consueta partenza lanciata appunto della batteria Gold 2, dove appunto si sfideranno i 16 piloti che abbiamo elencato poco fa nella griglia di partenza appunto della categoria Gold 2, la penultima categoria della giornata. Poi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 9 di giugno in quel di South Garda Karting, quindi attenzione, perché anche lì sarà un appuntamento bello importante per tutto per quanto concerne la classifica. Ma adesso ci concentriamo per il quarto appuntamento in pista verde al Tivoli della categoria Gold 2, perché sono partiti ufficialmente con Vendra che tiene salda la sua prima posizione. Invece c'è una bella battaglia già sul tornantino. Intanto vedo un testacoda da parte di un pilota, e quindi adesso vedremo, scopriremo chi sarà andato purtroppo in testa coda e quindi di conseguenza rientrerà in ultima posizione, quindi dovrà completamente ricostruire il Gran Premio per quel pilota. Mentre invece, come dicevo prima, Vendra se ne sta andando davvero alla grande ed è partito davvero molto bene. Mentre invece vedo, Matteo, una bella battaglia per la seconda e terza posizione. Sì, credo che Oscar 10 sia partito malissimo, infatti dovrebbe aver perso diverse posizioni, dovrebbe essere addirittura sesto se non vado errato. Roby Loll è stato bravissimo nel
nell'approfittare subito della partenza e provarci alla prima curva, poi ha perfezionato nel secondo tornante, o meglio nel primo del circuito, nel sorpasso, mentre qui c'è una bellissima lotta a 4. Sì, con il pilota inquadrato on board, che purtroppo sinceramente non sappiamo purtroppo chi sia, però comunque ha perso davvero 3 posizioni nell'arco di 2 curve e quindi ora deve un po' ricostruire un po' questi sorpassi subiti e deve appunto darsi da fare per recuperare e tentare magari di guadagnare qualcosa dopo appunto aver recuperato questi sorpassi che purtroppo ha subito. Comunque Vendra ha completato il secondo giro con Robilol e Fonti in seconda e terza posizione, Andrea 98 Ste in quarta, e poi dicevi bene con Oscar 10 che è sceso addirittura in ottava posizione, e quindi come hai visto tu Matteo non è partito davvero bene Oscar 10 e continua davvero a perdere posizioni, se perché nel primo giro era transitato in quinta posizione, adesso lo vediamo addirittura in ottava piazza, quindi insomma i primi 2 giri di Oscar 10 abbastanza complicati, ecco, partiva, ricordo, dalla prima fila, in particolare in seconda posizione, adesso addirittura lo troviamo ottavo, quindi insomma una partenza di Gran Premio per Oscar 10 del Team Capeta abbastanza complicato. Oscar 10 è stato risucchiato in quella lotta che ha visto diversi piloti coinvolti, da Robilol a Fonti, passando per Andre 98 Ste. Diciamo che ha perso tanto terreno in quella lotta, probabilmente anche qualche sbavatura non l'ha aiutato e ha consentito in negativo di perdere delle posizioni. Ora vedremo se riuscirà a ricostruire la sua gara, ma sta ancora facendo fatica a trovare il suo ritmo perché ha perso un'altra posizione. Eh sì, ora è sceso addirittura in nona posizione a Oscar 10, quindi insomma si conferma una partenza davvero molto difficoltosa per il pilota del team Capeta, mentre invece Edo 177 invece sta guadagnando davvero tante posizioni, era partito 10º, adesso lo vediamo addirittura a ridosso della top 5, quindi se appunto Oscar 10 era partito malissimo, invece non possiamo dire la stessa cosa di Edo 177 che addirittura ora è in quinta posizione, quindi attenzione perché potremo vedere davvero una bella gara da parte di Edo 177 del Team Tonic, e quindi attenzione, bisogna osservarlo con particolare attenzione, mentre invece Fonti ha superato Robilol per la seconda posizione e quindi Robilol adesso è purtroppo sceso in terza posizione, però attenzione perché la battaglia per la seconda, terza posizione è ancora molto aperta, vedo almeno 4-5 piloti che possono davvero concedere del grande spettacolo per i piazzamenti diversi dalla prima posizione, perché come potete vedere Vendra ha completamente lasciato gli altri abbandonati, perché veramente ha distanziato gli altri piloti con un ritmo davvero forsennato. Forse gli altri hanno perso del tempo a causa delle lotte, mentre invece Vendra ha così potuto imprimere il suo ritmo forsennato per ampliare il gap, che ora secondo me si aggira tra i 4 e i 5 secondi, ma appunto staremo a vedere se appunto in questi prossimi 9 giri Fonti, Robilol, Edo 177 ed Elianto riescono a, diciamo, ridurre un po' il gap nei confronti di Vendra, ma la vedo abbastanza complicata. Che ne dici, Matteo? Sì, nelle ultime curve ha perso anche una posizione Robilol su Edo 177, rischia di perderne un'altra su Elianto che è molto vicino, e allora si prospetta una bella battaglia per il podio, mentre Robilol era partito bene come dicevamo in precedenza, ma purtroppo il ritmo gara non è sufficiente ad arrivare sul podio per questo momento, perché Edo 177 sembra averne di più, ma ora è interessato Robilol a poterci provare, mentre se non sbaglio secondo me ha perso un'altra posizione su Elianto, Robilol. Adesso vediamo eventualmente sul passaggio del traguardo se appunto Robilol ha perso effettivamente un'altra posizione o meno. Nel frattempo siamo ancora on board, dovrebbe essere l'on board di Oscar 10, Matteo, se non vado errato, perché adesso vediamo, appunto avevi ragione Matteo, Robilol ha perso un'altra posizione, adesso transita quindi in quinta posizione,
E intanto confermo che questo si tratta dell'onboard di Oscar 10, che quindi insomma non riesce ancora a guadagnare le posizioni che ha perso in precedenza e sta davvero facendo una grande fatica. Sul giro secco probabilmente Oscar 10 si trova molto meglio su questo circuito, mentre invece nel ritmo gara insomma è ancora un po' in difficoltà, però manca ancora più di metà gara, anzi poco più di metà gara, perché ora i piloti stanno percorrendo l'8º giro sui 15 previsti e nel frattempo Benda transita ancora sul traguardo, che sta guadagnando ancora tanto tempo nei confronti degli altri avversari, con Fonti che transita al secondo, Edo 177 in terza, Eliante in quarta, Roby Lolly in quinta posizione. E nel frattempo Matty Pry ha superato Andrea 27 ed entra quindi in top 10, precisamente in 10ª posizione. Però Matteo, vediamo che per il primo posto la battaglia è praticamente inesistente, però bene o male vedo là in fondo che invece per il secondo posto e il terzo la battaglia è abbastanza interessante. Probabilmente cercheranno i piloti di ottenere una seconda posizione che vale tanto a livello di classifica, a livello di punti, con Edo 177 che sembra avere un gran bel ritmo e sembra poter mettere in difficoltà Fonti. Attenzione probabilmente ai prossimi giri, ma io mi stavo anche soffermando sulle posizioni più arretrate, perché nelle ultime gare ha fatto molto bene Supergiro, che è partito settimo, ora si ritrova 12°, quindi comunque non benissimo fino ad ora il talentuoso pilota delle ultime gare. No, hai ragione, perché effettivamente Supergiro è partito effettivamente sì in 7ª posizione, ma adesso si trova nella parte, come si suol dire in questi casi, destra della classifica, e quindi non e ora è fuori addirittura dalla top 10, appunto in 12ª posizione, e sono punti abbastanza pesanti in negativo che insomma non sta incassando Supergiro da questo Gran Premio di pista verde a Caselle di Altivole. Però come dicevo prima, la battaglia del secondo posto non è per niente finita, perché Fonti e 277, intanto qua vediamo un'altra bella battaglia per la quinta posizione, composta da ben 4 piloti, con Roby Loll, André 98 Ste, Ricky Donuts e Nico UK, che possono davvero farci divertire. Però adesso vedo che comunque c'è un bel attacco intanto qua all'interno, se non erro, di Nico UK su Ricky Donuts. Vediamo poi sul passaggio sul traguardo se effettivamente sarà stato così o meno. Nel frattempo ancora un board su Oscar 10, che secondo me ha perso anche altre posizioni, Matteo, quindi davvero Sì, dovrebbe aver perso altre 2 posizioni, dovrebbe addirittura trovarsi appena davanti a Supergiro. Esatto, quindi è 11°, quindi davvero attenzione che subisce anche l'attacco da parte di Supergiro, che però va fuori addirittura, fuori. È un duello un po' rustico, questo fra Supergiro e Oscar 10, Matteo, perché si sono date un paio di sportellate abbastanza regolari, mettiamola così. Però altra posizione persa da Oscar 10. Ecco, la costante di oggi è Oscar 10 che perde posizioni. Purtroppo non volermi male Oscar 10, però è la verità. Sì, è stato un duello ruvido in questo momento della gara. Probabilmente c'è anche un po' di frustrazione in Oscar 10, che non sta vedendo andare le cose come avrebbe voluto, visto la posizione di partenza. Però è logico che poi quando ti trovi dietro uno come Supergiro, che comunque anche se c'ha poco spazio lui ci prova sempre, lì si sono dati un paio di sgommate, diciamola così, un paio di sgommate. È finito largo Oscar 10, è finito sull'erba, e magari chissà che non possa avere anche qualche problema in kart proprio per questo motivo. Sì, perché come dicevamo nelle primissime batterie della giornata, l'erba può insomma far rallentare altresì il kart, ma forse raffreddare anche un po' le gomme, di conseguenza non può performare come è stato
per tutto il resto del Gran Premio. Nel frattempo ancora Oscar 10 perde un'altra posizione, adesso è 13esimo addirittura, con il sorpasso subito da Pablo 95. Davvero una prestazione davvero negativa di Oscar 10. Ricordiamo ancora una volta che è partito dalla seconda posizione ed è sceso addirittura in 13esima piazza, mentre invece non abbiamo parlato tantissimo di Vendra, perché semplicemente ha dominato questo Gran Premio. Siamo ormai al corso dell'ultimo giro di questa batteria della Gold 2, dove Vendra davvero ha fatto quello che voleva. Nel frattempo vediamo Elianto che è passato in seconda posizione, mentre invece Fonti è sceso in quarta, e quindi giù dal podio in questo momento Fonti rispetto a Elianto ed Edo 177. Però intanto commentiamo Matteo gli ultimi metri di Vendra, che sta affrontando ora la zona del ferro di cavallo tra curva 7 e curva 8. Sta affrontando ora quindi il rettilineo che porta verso la curva 9 dalla curva del boschetto, per poi affrontare ancora una volta, anzi per l'ultima volta, curva 10, curva 11, curvone rialto e ultima curva, con Vendra che alza il braccio destro perché vuole esultare, perché ha vinto il Gran Premio di pista verde del quarto appuntamento dell'ottavo campionato del Micicart del Triveneto, con Elianto in seconda posizione, Edo 177 in terza, poi abbiamo Fonti in quarta, Andrea 98 Ste in quinta posizione, Robilol sesto, e poi a chiudere la top 10 abbiamo Andrea 27, mentre invece Oscar 10 conclude un GP davvero negativo in 13esima posizione. Nel finale Super Giro si è un pochino riscattato, chiudendo in 11esima posizione. Come vi dicevo all'inizio di questa batteria, non ci dovrebbero essere penalità di peso, visto che tutti erano allineati rispetto appunto alla categoria della Gold 2 in merito appunto al limite di peso. E quindi insomma, Matteo, una Gold 2 dove non abbiamo visto tanta battaglia per la prima posizione, però invece per la seconda e terza abbiamo visto una bella battaglia, ecco. È stata una gara che ha avuto tanto da dire. Oscar 10 stava riuscendo nell'impresa di partire secondo e arrivare ultimo, penso che non sia mai successo senza incidenti, quindi devo dire che sarebbe quasi l'MVP di giornata per gli altri. E sicuramente Vendra ha dominato una gara dall'inizio alla fine senza lotta, ma anche fortunato della partenza, che ha concesso a Robilol di passare momentaneamente in seconda posizione. Poi però la gara è stata abbastanza insufficiente di Robilol nella continuità del percorso. Addirittura vedo qua in grafica Cenez 16 che è arrivato ultimo, ma perché è stato squalificato. Non sappiamo però il motivo di questa squalifica da parte di Cenez 16, poi magari capiremo in seguito appunto perché di questa squalifica. E quindi chiudiamo con questa sorpresa la categoria della Gold 2, la batteria della Gold 2, e ci apprestiamo a commentare l'ultima batteria di giornata, la Gold 1, dove ci sarà secondo me davvero grande spettacolo. E allora eccoci qua ragazzi, ultima batteria della giornata, la batteria della Gold 1, con Scorpion in pole position in 47,190, un distacco di oltre 6 decimi su Agio che lo affianca in prima fila. Poi abbiamo Smi 28, Rossi 96 in seconda fila, Burnout ed Esbuda in terza fila, quarta fila per Pips 93 con Nico 15, poi abbiamo Maran con Giro 94 HC in quinta fila, 11esima casella per Piccolomone e Leo Di Lea in 12esima posizione, poi abbiamo Rovere e Wonder in 13esima e 14esima posizione, poi abbiamo Dennis Criminal dalla 15esima posizione, quindi dall'ultimo posto. Ora vediamo se sarà così effettivamente o meno, perché abbiamo visto un tempo davvero molto alto in qualifica, e quindi attenzione perché vedremo davvero tanto spettacolo in questa batteria della Gold 1. E allora ragazzi, ci siamo, mancano davvero pochi secondi all'inizio della ultima batteria di giornata, la Gold 1, con i piloti che vanno a schierarsi
sulla griglia di partenza, con la partenza lanciata, pronti via, partiti, con Scorpion che sta cercando di mantenere la prima posizione dopo la curva 1, forse, tantissimi piloti che tagliano completamente la seconda curva, tanti piloti che tagliano la seconda curva, quindi attenzione, perché dobbiamo un po' capire adesso come varranno le posizioni, perché tantissimi piloti hanno tagliato la curva, la S di Senna, e quindi insomma bisogna un po' ristabilire un po' le posizioni dopo curva 1 e staremo a vedere. Però intanto, Matteo, una bella partenza caotica, non avevo ancora visto una partenza caotica come quella di adesso. Sì, secondo me si sono rivoluzionate anche un po' le prime posizioni, perché potremmo sul traguardo non vedere le stesse posizioni della partenza, ma è stata sicuramente una di quelle partenze che non ti aspetti, per il semplice motivo che non le abbiamo ancora viste fino ad ora, quindi sicuramente è molto interessante l'onboard di Scorpion. Sì, attenzione, perché poi abbiamo visto Dennis Kiva che addirittura è salito in seconda posizione, era partito dalle ultime file ed è risalito addirittura in seconda posizione. Ora non sappiamo se è stata sbagliata la grafica oppure no, mi sembra strano che Dennis Kiva abbia guadagnato così tante posizioni, ma staremo a vedere. Nel frattempo Scorpion sta cercando di tenere ben salda la sua prima posizione, anzi, perché Dennis Kiva è lì che sta attaccato per cercare un attacco. Ora vediamo dopo... no, invece ha perso la posizione, quindi Dennis Criminal è passato in prima posizione. Mamma mia che duelli! E ancora un altro pilota che taglia la seconda curva, e quel pilota lì deve lasciare la posizione. Mamma mia, attenzione Scorpion, testa coda di Scorpion, attenzione, testa coda di Scorpion. Ma è una batteria della Gold 1 davvero molto... c'è un po' di frustrazione da parte di Scorpion, e addirittura un beep clamoroso. E Scorpion ancora, mamma mia, la frustrazione da parte di Scorpion l'abbiamo sentita letteralmente dall'onboard, Diciamo però che la possiamo immaginare. assolutamente, Matteo, un po' la frustrazione, perché ricordiamo che Scorpion era anche partito abbastanza davanti e adesso è, credo, in ultima posizione a questo punto, se non anche penultimo, però comunque nelle retrovie, e così è appunto in 15ª posizione. Peccato perché Scorpion credo che abbia avuto un problema anche Rossi 96, nel senso che nel testacoda di Scorpion potrebbe averci rimesso le penne anche Rossi 96, perché era quarto, quindi ora si trova in ultima posizione. Però quindi abbiamo già delle fasi delicate in questa categoria, in questa batteria della Gold 1, con Dennis Criminal che insomma sta andando via rispetto al gruppone, con Smi28 che a questo punto si prende la seconda posizione provvisoria con Giro 94 HC che in questo momento è terzo. Vediamo ancora altri piloti che tagliano la variante di Senna, e insomma non stanno guidando benissimo, Matteo, e devo essere un po' sincero, perché appunto sostanzialmente ogni giro che hanno compiuto qualche pilota la chicane lì, la variante Senna l'hanno tagliata letteralmente. Probabilmente ci sono tante lotte anche al limite del regolamento, quindi probabilmente hanno dovuto tagliare per forza di cose la curva. Ora vedremo se ci saranno delle penalità a fine gara proprio per quel motivo lì. Infatti vediamo poi se appunto ci saranno delle penalità che i commissari possono combinare a vari piloti. Però adesso stiamo a vedere, perché comunque Agio ha superato Smi28 e ha conquistato la quarta posizione. Nico 15 è salito in seconda posizione, e attenzione che Scorpion viene attaccato da Rossi 96, e quindi in questo momento Scorpion si trova in ultima posizione e continua sinceramente a essere un po' sconsolato dal risultato. Remore ancora dell'incidente del giro precedente, anzi di due giri fa, dove appunto Scorpion era veramente in quelle fasi, era praticamente in testa alla gara,
ma poi con un contatto probabilmente con Rossi 96 per l'appunto, è purtroppo è finito in testa a coda che abbiamo visto poc'anzi, e ahimè adesso è nelle zone di bassa classifica, se no addirittura in questo momento in ultima posizione. Matteo, vediamo però in tutto questo un Dennis Criminal che si è tirato fuori da queste lotte, sta imprimendo il suo ritmo e sta guadagnando decimi su decimi su tutti gli altri. Sì, sta avendo un ritmo sicuramente superiore a quello dei suoi inseguitori, anche se Nico 15 sta provando ad allungare su chi lo segue. Vedremo ora come andrà a svolgersi la gara, ma è logico che la bella lotta è anche tra SMI 28 scusate, e Agio, che continuano a sorpassarsi ogni giro, mentre qui addirittura Agio ha perso diverse posizioni. Sì, in grafica compare appunto Agio in 10ª posizione, mentre invece Albi 44 sale in quarta, Cosmi 28 che scende in 5ª posizione, e Rovere che invece sale in sesta, ma perché appunto Agio ha perso così tante posizioni. Invece Piccolomone ancora in difficoltà, perché Piccolomone è in penultima posizione, quindi insomma anche per lui si prospetta un gran premio abbastanza difficile, perché comunque era partito un po' più avanti rispetto alla sua 15ª posizione provvisoria attuale. E stiamo a vedere. Nel frattempo Dennis Criminal completa il giro numero 8 sui 14 previsti, mentre invece vediamo una bella battaglia per la sesta, settima, ottava e nona posizione, tutti questi 4 carte tutti belli attaccati, mentre invece Maran ha perso altre posizioni, adesso è in 10ª ai margini proprio della top 10. Però Matteo, bisogna dire la verità, i primi 4 posti in questo momento sono abbastanza delineati. Sì, sono abbastanza delineati, anche perché dietro ci sono diverse lotte che agevolano il compito di allungare per i primi, e Dennis Criminal e Nico 15 stanno facendo una gara a parte, ma proprio per se stessi, perché anche tra i due c'è tanto distacco. Eh sì, c'è tanto distacco, e diciamo che adesso in questo momento l'equilibrio un po' regna sovrano tra i primi 4 posti, con appunto Dennis Criminal che sta imprimendo un bel ritmo. E tra l'altro da notare che il team corse in questo momento sta facendo doppietta 1-2 in questo momento nella categoria Gold 1, quindi insomma fino a questo momento è un weekend, anzi una domenica davvero molto positiva per il team corse. Sì, logicamente la partenza di Dennis Criminal ha agevolato la gara del team, perché è partito molto bene, si è ritrovato subito tra le prime posizioni. Tanto arriva forse un saluto da un pilota, che non so se era verso la telecamera oppure era un'imprecazione a qualcuno, ma comunque probabile la seconda, dai, probabile la seconda. Però non vedo il motivo, perché se non sbaglio era o Giro o Alpi, quindi vedremo. Intanto vediamo l'onboard di Scorpion che si trova ancora in ultima posizione, e ecco, in questo caso la telecamera onboard non gli ha destato un grande favore, perché se abbiamo visto nelle scorse batterie che l'onboard poteva portare fortuna, in questo caso non è purtroppo stato così per Scorpion. Addirittura abbiamo visto in diretta il suo testacoda e il suo piccolo incidente. Sì, ora la gara diventa molto complicata in questi ultimi giri per Scorpion, perché probabilmente gli è andata a finire anche sono un po' sporche di erba le sue ruote da quel contatto iniziale. Come possiamo vedere, il distacco aumenta ogni giro, anche se lì davanti c'è una lotta interessante tra Wonder, Leo Di Lea, Piccolomone, quindi vedremo se riuscirà a guadagnare e unirsi alla festa anche lui. Unirsi alla festa per non finire ultimo. Sì, per mettere la ciliegina sulla torta, una festa amara. Esatto, esattamente. Intanto Dennis Criminal sta sul traguardo in prima posizione ancora, dopo aver compiuto il 12° giro su 14 previsti. Intanto vediamo una bella battaglia per la 5ª posizione, con Agio che in questo momento la spunterà
su Esbuda, se qualora dovesse appunto finire così. Rover in settima posizione, SMI 28 in ottava, poi abbiamo Piccolo Mone che risale di qualche posizione in tredicesima, mentre invece Wonder e Leo Di Lea invece perdono rispettivamente una posizione, e di conseguenza adesso vediamo se c'è qualche altra lotta interessante, ma vedo da questa inquadratura che i distacchi sono abbastanza cristallizzati, e quindi ci appresteremo a vedere un ultimo giro in cui Dennis Criminal potrà semplicemente fare una passerella, perché dall'inizio, da quelle testacoda con un dito anche da incidenti di Scorpion, insomma, attenzione, intanto vediamo, Matteo, volevo solo segnalarti che forse c'è una bella battaglia per il terzo posto, tra Gino 94 HC e Albi 44, attenzione perché ho cantato troppo presto. Attenzione, infatti vedo lì nei paraggi una bella battaglia per la terza posizione tra Gino 94 HC e Albi 44, li vedo belli vicini. Se non erro, anche Albi 44 forse aveva anche passato nella zona della quadra Gino 94 HC. Ma comunque adesso dobbiamo accogliere sul traguardo Dennis Criminal, che vince il Gran Premio di pista verde a Castelli del Tivoli della categoria Gold 1 con Nico 15 seconda posizione e Albi 44 la spunta sul filo di lana in terza posizione. Poi abbiamo Gino 94 HC che quindi perde il podio in quarta, Aggio in quinta posizione e Sbuda in sesta. Poi abbiamo SMI 28 che completa la top 10 e poi via via tutti gli altri, e Scorpion almeno chiude sul traguardo in quindicesima posizione. Però adesso andiamo un po' a scoprire, Matteo, se ci saranno delle penalità in merito a quello che abbiamo visto appunto tra nelle primissime fasi di gara. Comunque i primi tre posti intanto vince Agio, non sono confermati. No, esatto. Almeno qua in grafica vediamo Dennis Criminal 14esimo e Agio che ha vinto. Boh, nel senso, siamo un po' confusi anche noi, devo essere molto sincero. Non mi aspettavo questa rivoluzione di classifica. Quindi che Agio va a vincere la batteria della Gold 1 con Esbuto secondo e Albi 44 in terza posizione. No, ero davvero convinto che nell'iscrizione ce la potesse fare, invece non è stato così. E niente, alla fine abbiamo commentato una gara non proprio ok, sinceramente, però non so, Matteo, cosa ne pensi? No, sto vedendo che tra l'altro Scorpion anche dall'onboard sembrava essere tra le ultime posizioni, invece addirittura è arrivato a metà classifica quasi, quindi qui probabilmente c'era qualcosa nella grafica di non aggiornata. No, esattamente, perché infatti ci sembrava strano fin da subito che Dennis Criminal fosse primo dalla 15ª posizione. No, infatti vedendo anche altre classifiche, effettivamente sì, vediamo che Agio appunto lo danno come primo classificato, Esbuda secondo, terzo Albi 44, Scorpion in 13ª posizione, Dennis Criminal in 14ª e Giro 94 HC in 15ª posizione. Addirittura Piccolo Mone, che lo davamo non competitivo, è comunque rientrato in top 10 in 10ª posizione, così come Rossi 96 che ha concluso, stando alla grafica qua che abbiamo visto poco fa della batteria Gold 1, addirittura finito in 8ª posizione. Ma poco importa adesso, perché adesso è il momento delle premiazioni delle varie batterie. Cominciamo dalla bronzo 4 con Pamarco, che ricordiamo appunto ha vinto su Buffis e Padenis. Questo è il podio della batteria della bronzo 4. Ma nel frattempo, Matteo, possiamo comunque chiudere questo quarto appuntamento della batteria, anzi dell'ottavo campionato degli amici kart del Triveneto. Abbiamo visto sì delle belle batterie, però ci aspettavamo secondo me qualcosa in più. Non so se sei dello stesso parere. Sì, probabilmente ci aspettavamo qualcosa in più, soprattutto dalle batterie fino alla Silver 1. Ci aspettavamo sicuramente più spettacolo. Non hanno deluso sicuramente le Gold, che hanno dimostrato il livello alto della competizione e quanto i piloti ci tengano a far bene.
e ha dimostrato grande abilità nelle vittorie di chi poi effettivamente ha vinto la gara, quindi diciamo che il bello dei kart è che non vince sempre lo stesso, perché spesso e volentieri è difficile vincere con auto più o meno tutte della stessa velocità. Intanto possiamo dare anche il conto della classifica finale, anzi della classifica generale, con Rossi 96 che conduce la classifica con 83 punti, Dennis Criminal secondo a 77, così come Agio, Maran in terza e quarta posizione, poi abbiamo Albi 44 con 73 punti. Questi sono i primi 5 della classifica generale, mentre invece possiamo dare conto anche della classifica della top 5 e della classifica lead, con René De Marco, per tutti i René, prima con 80 punti, poi abbiamo Krishan con 61, Erika, che ricordo è la campionessa italiana RKC Asi 2024, terza in questo momento con 53 punti, poi abbiamo Casaz con 47 punti, poi abbiamo Giuli con 36 punti in quinta posizione. Però appunto ancora mancano tantissimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento sarà il 9 di giugno presso il circuito di Sapgarda Karting, dove appunto ci sarà il giro di boa di questo ottavo campionato degli amici kart del Triveneto. Però per il momento è tutto con questo quarto appuntamento dalla pista verde di Caselle dal Tivole. Per CTS Sport, Luca Manaspina E Matteo Capone? per il momento è tutto, e allora ci vediamo appunto fra qualche giorno per commentare insieme il GP5 del Sapgarda Karting.